Qua, prima di passare la parola per l'apertura ufficiale del workshop all'assessore Mancari, assessore alle attività produttive, vi voglio dare delle informazioni tecniche. Allora, intanto tutti i lavori vengono ripresi in streaming, saranno trasmessi già live da adesso su sprintsicilia.it come da indicazioni che vi sono state date, ma in più resteranno registrati per poterli utilizzare dopo per raccontare degli aspetti che voi trattate durante il workshop e saranno base di lavoro per altri momenti che svolgeremo immediatamente dopo Expo in Sicilia. Oggi è una giornata particolare, è presente una provincia cinese in delegazione ufficiale. Ci hanno invitato ieri attraverso Padiglione Italia a voler partecipare, per chi ha voglia di farlo con noi, al pranzo ufficiale per il quale c'è una reception prevista tra le 12 e le 12:30. Questo è il motivo per cui anche nel workshop non possiamo aspettare, dobbiamo iniziare, poi i tempi sono un po' serrati e bisogna procedere. Quindi per chi volesse partecipare al pranzo, che è con imprenditori cinesi ed è previsto per conoscere un po' meglio la realtà e avere uno scambio, saranno anche dei rappresentanti del food, è un momento ovviamente relazionale. Poi l'assessore è previsto che farà una presentazione sulla Sicilia proprio tecnica e istituzionale al momento plenario che si svolgerà a Padiglione Italia intorno alle 14. Invece il momento del pranzo è il momento in cui si può avere un contatto diretto con la loro delegazione. Se voleste partecipare, poi durante i lavori immediatamente dopo date i riferimenti alla nostra hostess che avrà cura di accompagnarvi al padiglione cinese immediatamente dopo i lavori. Per quanto riguarda gli altri eventi della Sicilia, per la giornata di oggi alle 14:30 è previsto un meeting point in Piazzetta Sicilia, perché Padiglione Italia accompagnerà la nostra delegazione a fare un giro guidato di Palazzo Italia, per poi arrivare in auditorium dove si svolgerà il convegno, il momento plenario Smartland, sulle Smartland, che è organizzato dall'assessorato territorio, assessorato infrastrutture e assessorato agricoltura. Quindi voi siete ovviamente invitati ad ogni evento della giornata e saremo felici di avervi con noi. Buon lavoro, passo la parola all'assessore per la cultura. Buongiorno. Non c'è bisogno, no, devi tenere per lo streaming. È già acceso. Ok. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie per aver contribuito a far sì che si potessero realizzare questi momenti importanti all'interno del nostro progetto Expo Sicilia Expo 2015. Oggi questo è il secondo workshop a cui prendo parte. Ieri ho partecipato al primo workshop, il tema era sul turismo, nonostante il tema fosse turismo, però alla fine siamo arrivati a parlare di cibo. Quindi come voi sapete benissimo, il cibo, ed Expo ne è la prova, diventa il punto di riferimento che aggregherà tutte le filiere di tutti i settori, e speriamo anche che riusciamo attraverso questa nuova mentalità verso quelle che deve essere la nuova cultura del cibo, a sviluppare in modo particolare dopo Expo quelle che sono le politiche sane che possono far sì che tutte le regioni portino avanti anche delle attività che mettano sempre al centro dell'attenzione il cibo. Io penso che la Sicilia in modo particolare, oggi il tema che voi discuterete, ringrazio anche tutti i relatori presenti anche per l'alto livello e la professionalità dei relatori che oggi faranno i loro interventi, penso che la Sicilia sia una regione in cui già si è fatto tanto, ma possiamo fare sicuramente ancora di più, e possiamo ancora di più innalzare il livello dell'applicazione proprio della ricerca scientifica abbinata al cibo.
tra i vari punti all'ordine del giorno nell'agenda politica di più assessori c'è sempre la presenza del cibo, il cibo visto come elemento turistico e culturale, il cibo visto come elemento fondamentale per il rilancio di determinate attività produttive, il cibo visto anche come elemento per prevenire alcune malattie, e sapete benissimo che la maggior parte delle malattie che possono essere prevenute, quindi anche attraverso una sana alimentazione, sono proprio quelle croniche, quelle che poi diventano anche, oltre che un costo fisso, un problema di gestione a livello di servizio sanitario. Per non parlare poi del fatto che la salute alimentare oggi viene a mancare proprio nelle fasce d'età più importanti, che sono dall'adolescenza ai giovani adulti, che sono quelli in cui invece dobbiamo investire, oltre che con nuovi modelli educazionali di salute alimentare, ma anche con modelli di conoscenza scientifica di quelle che sono anche le caratteristiche del cibo che utilizziamo nella nostra dieta, ma anche del cibo che possiamo riportare nelle nostre tavole. Ieri si è parlato del cibo povero. Io ho detto, ma il cibo povero non è una cosa negativa, è una cosa positiva, anche dal punto di vista del messaggio etico-morale che oggi la presenza del cibo povero nelle nostre tavole può rappresentare. Quindi un ritorno al passato con la cura e l'attenzione anche scientifica, tecnologica e medica di quelli che possono essere i risvolti e quelle che possono essere le ricadute a livello territoriale per tutta la popolazione. Quindi oggi approfondiremo sulla la dieta mediterranea, la paragoneremo sicuramente a tutte le altre diete, parleremo anche sicuramente dei valori salutari di questa dieta ed è un argomento che verrà ripreso in tutti gli altri convegni, workshop e in tutte le attività che faremo da qui fino a ottobre, e con la speranza che dopo questa esperienza in Expo la cultura del cibo in Sicilia diventi realmente il punto di inizio su cui appunto incentrare anche quelli che sono i nuovi strumenti, non solo strumenti finanziari per rilanciare i progetti, ma proprio strumenti educativi anche partendo dalle scuole. Quindi vi ringrazio per l'attenzione che avete voluto, che avete rappresentato, quindi organizzando questo workshop, e già vi ringrazio in anticipo per tutto quello che so che faremo insieme e che riusciremo a portare avanti. Grazie mille, vi auguro buon lavoro e adesso mi taccio e comincio ad ascoltare i vostri interventi. Grazie, buongiorno a tutti e bentrovati. Io credo che l'assessore abbia centrato in pieno la filosofia, lo scopo di questo workshop, il cui titolo credo dica un po' tutto. Racchiuda un percorso virtuoso, una scommessa che non è più una scommessa, ma oggi è veramente un obiettivo concreto da realizzare, che è quella di creare sviluppo guadagnando salute, perché questi due ambiti si coniugano e si complementano in maniera assolutamente virtuosa e perfetta in una regione come la nostra, dove l'agroalimentare è una risorsa straordinaria sia di sviluppo che di salute, e dove purtroppo la situazione sanitaria sta registrando, come in altre parti del mondo, un pericolosissimo aumento della prevalenza di alcune patologie a cui l'assessore faceva riferimento, che sono quelle cronico-degenerative, che sono ai primi posti ormai come causa di morte nella nostra regione, così come in altre regioni. Devo dire, da questo punto di vista, la Sicilia ha già cominciato a intraprendere un percorso virtuoso. Ci sono una serie di attività come quella del progetto di Mesa, di cui io sono il responsabile scientifico e il soggetto attuatore, il distretto agrobiopesca, che prevedono proprio che vogliono coniugare e declinare questo percorso, mettendo insieme enti pubblici di ricerca, imprese e aziende siciliane. Abbiamo già dei risultati concreti, alcuni di questi saranno presentati qui al workshop, proprio per farvi comprendere come è possibile oggi creare benessere, guadagnare salute nella popolazione siciliana attraverso lo sviluppo, attraverso delle innovazioni tecnologiche e degli avanzamenti del settore, attraverso appunto lo sviluppo di queste attività produttive dell'agroalimentare siciliano.
percorso che sarà ribadito oggi prevede una serie di relatori. I primi due, che sono relatori di ambito internazionale, sono il professor Jim Trosco della Michigan State University, professore emerito della Michigan State University, a cui mi lega una amicizia e una collaborazione ormai ventennale. Lui è un tossicologo, si occupa fondamentalmente di ambiente, di nutrizione, di invecchiamento e di malattie croniche. Il professore Casini di Firenze ci illuminerà riguardo all'ambito così straordinario che la dieta mediterranea ha come strumento di prevenzione primaria, quindi immagino che inquadrerà il problema da un punto di vista clinico e salutistico. Io seguirò, presenterò il progetto di Mesa, che è quello che diciamo è il nucleo centrale del workshop di oggi. Seguiranno una serie di relazioni che riguardano proprio gli aspetti produttivi del progetto, che riguardano diverse filiere. Le filiere principali sono quelle che tutti conosciamo, cioè quella olivicola e quella cerealicola. Vedremo come si può coniugare lo sviluppo industriale per creare benessere attraverso la funzionalizzazione degli alimenti, attraverso il potenziamento del loro potenziale salutistico. E concluderemo proprio con l'aspetto industriale. Abbiamo qui due illustri rappresentanti delle aziende siciliane, il dottore Torrisi della T di Catania e il dottore Manfredi Barbera della Manfredi Barbera e Figli di Palermo, che riguardano proprio vi faranno capire come, attraverso proprio la collaborazione e lo stretto partenariato fra enti pubblici di ricerca e aziende del settore, si può realizzare veramente qualcosa che va nella direzione che noi auspicavamo. Io credo che i tempi siano molto stretti, quindi non vorrei aggiungere altro e vorrei passare subito la parola al professor Trosco, che ci relazionerà su aspetti che riguardano la nutrizione, l'epigenoma, le malattie croniche e l'invecchiamento. Jim? Grazie. Grazie, Giuseppe. Okay, sure. I will try to speak slowly, and I will try to minimize American jargon or slang. And thirdly, I will also try to minimize scientific language. Giuseppe invited me and gave me this title, Nutrition, the Epigenome, Aging and Chronic Diseases. There's no way in 15 minutes I can talk about this scientifically, although there is now great scientific evidence to show that foods and nutrition are the biggest modifier in the world today on human health. The World Health Organization has already noted, for the first time in human history, there are more people who are overweight on the earth than those who are underweight. And moreover, when you look at countries like India, one of the poorest countries in the world, they now have the highest frequency of diabetes. And all over the world, Africa, China, Italy, America, we now have what's called metabolic diseases. The chronic diseases of diabetes, cardiovascular disease, and cancer are now on the rise all over the world. I wish I had more time to show you, and I'll give you clues, that the biggest effect of food on our health is during the pregnancies of our mothers. So if we have a disease, we can blame our mother, all right?
I decided to scrap this title. There, oops. I don't know where they... There. I've changed the title of my talk. A New Paradigm in Understanding the Epigenetic Mechanisms of the Mediterranean Diet. How sushi, tofu, okonomiyaki, mikans, which is the Japanese orange, and green tea might give clues to grilled tuna, pasta, pizza, cannolis, and vina rossa. All right? Look at these pictures. Nutritionists of the world say that the Mediterranean diet and the Japanese diet are the best diets of the world. But how would you know that? By looking at these two diets. Clearly, you're going to say the Sicilian Mediterranean diet can't be good for you. Because we all know the Japanese women are the longest living creatures on earth, at least humans. They don't have breast cancer. They live on average to 88 to 89 years old. Now, Sicilian women don't live that long. So even though there are nutritional benefits of both, they're not the same. And secondly, when you look at these two, you wonder, why are they both beneficial? Well, you can't tell by looking at it. You have to do scientific molecular work. And to summarize my talk, it turns out it's basically the bioactive compounds that you find in okonomiyaki or green tea or in the mikans that are similar to what you find in the vina rossa, in the pizza, the tomatoes. And you have to ask the question, what do you mean by bioactive compounds? Well, the only way you know the component of food is by having an assay, a biological assay, that leads you to understand how these chemicals, natural chemicals, affect the human homeostasis mechanism that controls our normal development, so we don't develop birth defects during pregnancy, or we don't have abnormal arrhythmias of the heart, or we don't have abnormal brain function later in life. It's the combination of having a bioassay that reflects the biology that keeps us healthy. I'm going to eliminate a lot of the slides because I only have now less than 15 minutes. And I wanted to say the underlying problems we see in the world today, health problems, is because we have a train wreck happening between the early evolution of genes of our pre-human ancestor with now the laser speed changes caused by cultural evolution, including within the last 50 years. I'm 77 years old, and when I eat a food today that I think I recognize, that food is not the same that I ate when I was a teenager. It's been processed different, it's been grown different, it's been transported differently, it's now different foods. So within the last 50 years, culture is crashing into the genes by which it took millions of years for us to accrue. And I'm going to just show you
the 3 diets that I've studied. I lived in Palermo. I've eaten the good Sicilian foods. I lived in Japan for 2.5 years. I've eaten the sushi, the okonomiyaki, the green tea. And I also lived in Korea. And of course, I'm an American. And here we have a nice picture of downtown Palermo. We have a nice picture of downtown Hiroshima, Japan. And we have a good picture of what happens in America. And it's happening all over the world. And I drew this cartoon. The calf says to its mother, "Mom, is that Dad?" pointing to the Big Mac. All right? And look at this Big Mac. There you have grilled beef, which is the first problem on the earth today. More and more people now are rich, even in India, a Hindu country that doesn't eat beef, are starting to eat beef. The famous Korean barbecued beef, all right, and the American hamburger. Whenever you pyrolyze beef, any protein, a cigarette or beef, you form carcinogens like polyaromatic hydrocarbons. So red meat itself is bad in the sense that our microbiome digests the beef into another carcinogen. This is just natural, all right? But here you have refined bun, which has taken out all the fiber and the good vitamins and minerals in the wheat. You have processed cheese, which isn't cheese. Look at the label of American cheese. It's chemicals. There's very few dairy products in it, all right? And the lettuce has been grown with pesticides on it, all right? So here we're eating foods that our forefathers didn't have to eat. I'm going to stop showing these slides and get to 3 biological mechanisms found in humans that can lead to processes that lead to chronic diseases. This is a human being called Xeroderma pigmentosum. It lacks the ability to repair genetic damage to the skin by sunlight, and therefore they get cancer. But notice this individual has only lesions in his skin where it's exposed to sunlight. Even though all the cells of the buttocks have the same genetic defect, they're perfectly normal. So this illustrates the fact that you need both genes and environment, and I'm talking about the total environment, the physical environment, the psychological environment, the nutritional environment will cause that gene to either express itself normally or abnormally. And here are 2 twins born of the same mother that had the same disease, but the family decided to raise them at dark, in the dark, just like Dracula. And they're perfectly normal compared to their brother who died of melanoma. This young man also inherits a genetic mutation, but they don't form mutations that cause all kinds of cancer in this child by the non-repair of our genes. They just make mutations every time a stem cell of their body divides. So these are described as errors in DNA replication. So just normal replication of their stem cells will cause mutations that will cause cancer in every organ of the body. Now here's the most interesting thing. Down syndrome. They have no gene mutations. They have an extra chromosome 21. And as a result, with 3 copies of genes, the genes are not expressed normally during development. They're usually born big,
they have mental problems, they have predisposition to leukemia and diabetes, and also cardiovascular and structural problems, premature aging, and that brings in aging, and finally, 95% who live to the age of 40 have Alzheimer's. So by inheriting 3 sets of genes that don't control the expression, not mutations now, they get almost every chronic disease. In other words, this is a mechanism of epigenetics. You turn on and turn off genes inappropriately. And this is the most critical thing during normal development, not only in this case, but in our case. Look at yourself. All of you are basically abnormal, all right? I can say this with a fact that none of you, and including me, have our genes expressed normally, and they're all different at different times. Look at what happened after we became human and left Africa. Some went to France, some went to Russia, Siberia, across the straits to Alaska, down to North America, Central America, South America, and on the other way in India, Saudi Arabia, and Australia. So those people that survived in those different regions survived because they had the genes that could digest the foods that were found. How many vegetables does that Eskimo eat? None. They don't eat any vegetables. They eat blubber, all right? And caribou, fat caribou. Those people who lived in the Amazon or in Machu Picchu or in Hiroshima or here in Italy or in Detroit. Look at, why is Detroit a desert for good food? The people are poor. They can't afford fresh fish, fresh vegetables, fresh fruits. So you go to the supermarkets that try to sell these things and nobody buys it. So they waste it. So the grocery stores stop selling it. So they end up eating pizzas, potato chips, candy, Coca-Cola. There's no vegetables there. There's no fish there. There's no orange juice. So is it any wonder one of the highest frequency of breast cancer in America is in Detroit, all right? Whoops, I'm going the wrong way, sorry. Very quickly, here's the problem. Our pre-human ancestors had a feast and famine type of food. When they found food, they'd gorge themselves because they wouldn't know for days on end whether they'd find food again. So they developed genes that could deal with feast and famine. They only could eat what they found by walking. If they, after 2 or 3 days of looking for food, and they didn't find it, they'd die. So those that survived could survive starvation for days. They ate only during the day. This is critical today. Remember, if our forefathers went out at night to find food, they would have been food because we didn't have good eyes or good nose, and the saber-toothed tiger does and would have eaten our forefathers, all right? They ate grains, fruits, nuts, water-associated animals, and they ate foods primarily without grilling. That's a key point. When they discovered fire, yes. But before that time, the genes we had didn't deal with eating lots of foods with carcinogens in it, all right? Oops, I'm going the wrong way again. The modern diet, and by the way, the pre-human diet was calorically restricted. They didn't have many calories, all right?
Today, it's calorically unrestricted all over the world. Foods are processed. Foods are found year-round. I live in one of the coldest states in America. It's near Canada. And we have, during the summer, the best blueberries in the world, full of antioxidants. But in the winter, we don't. But we can get blueberries shipped to America, to Michigan, in the winter from Peru. But I don't know what the Peruvian farmers did with those blueberries, all right? But that's the way around the world, all right? And now everybody's eating grilled red meat. We talk about Korean barbecued beef, thinking that for thousands of years Koreans did that. No, it was only after the Korean War that Americans introduced the meat called SPAM, scientific processed animal meat. High caloric meat for our soldiers to eat in a foxhole. And they shared it with the Korean soldiers, and the Koreans got hooked on it. So today, 5 million cans of SPAM are shipped from America to Seoul, Korea. It's unbelievable. And in America, and I'm sure here in Europe, women especially, instead of eating foods, whole foods, to get their vitamins and minerals, are going to the store to buy caplets, bottles of supplements, because they think they're going to get all of the vitamins and minerals needed for health without the calories. And this is a problem, because many of the chemicals must be eaten as the whole fruit or the whole vegetable, because there are many bioactive compounds that keep the vitamin or the mineral in proper metabolic functioning in our body. And I get near the end, but I'm going to show you the global problem. This Japanese woman, Keiko-san, I knew her. She was 104 years old when I took this picture. She's surrounded by her granddaughters. And this woman here is not a giant, because I'm taller than she is, and I'm not a tall American. So that tells you how tiny Keiko-san is, all right? 104 years old. She wears glasses, but she didn't have hypertension. She didn't have diabetes. She never had cancer. Only thing she has is slight vision loss and 100% osteoporosis. And I'm going to come to that in just a second. Here's the problem. That famous Japanese diet today is unaffordable by the Japanese, man and a woman in the street. They can't afford the bluefin tuna, all right? And as a result, the only people eating the Sicilian bluefin tuna that's shipped to Japan for $50,000 for one fish, all right? The only people that can eat it are the CEOs of Sony and Toyota. The man and the woman are eating McDonald's, all right? And now, this Japanese woman, she will never live as long as Keiko-san. That's for sure. She's going to have breast cancer. She never had breast cancer. And I'm going to tell you why in just a minute. And these two twins are definitely not going to live as long as their mother, let alone Keiko-san. They're like baby sumo wrestlers. They're already not eating sushi, not drinking green tea, not eating tofu. They must eat McDonald's, hamburgers, the French fries, ice cream, Coca-Cola. That's now a part of their culture. And here is the scientific proof. If you plot colon cancer
of the countries that grow and produce most of the beef, Canada, Australia, America, Argentina, you see colon cancer frequency is extremely high. Although in America it's going down because we're eating sushi. All right? But look what happened in Japan. After the war, they became economically powerful and could import beef from Australia. And now they're eating McDonald's, and look at colon cancer. It's on the rise. It's as high as it is in America. And Korea, after the Korean War, they ate mostly kimchi and vegetables, and now they're eating beef, grilled beef. And India, which is a Hindu country, never having eaten beef. The rich, if you saw the movie Slumdog Millionaire, even the Hindu rich are eating McDonald's. All right? And now you're beginning just to see colon cancer frequencies increasing in India. 100% of any woman in Japan after 70 years old is osteoporosis. And that's the biggest health care problem in Japan. Women who break their hips and are in the hospital 2 or 3 times, and that's what usually kills them, osteoporosis. I'm going to skip the science, unfortunately, but I do want to finally give you what is the biological basis, okay, for determining what's the good and bad bioactive ingredient. The simplest and quickest way I can demonstrate this is, it turns out the control during the formation of the fertilized egg at one cell to the time a baby is born, 9 months. Okay. In 9 months, it goes from 1 cell to 200 trillion cells. And it makes over 200 different kinds of cells. Liver cells, brain cells, eye cells, skin cells, bone cells. And it must do so by talking to each other. And talking to each other correctly. And if cells don't talk to each other, they don't develop into neurons. They don't develop into bone. They don't develop into skin properly, okay? So it turns out there are chemicals in the world, pollutants like pesticides, or natural chemicals you find in foods like caffeine in your chocolate or in your espresso, that can, in this case, increase cell communication. So when you drink 2 espressos in the morning, what happens to you? Boom. Your brain cells are communicating. You're hyper aware. And secondly, what happens to your heart? It starts to fibrillate. So you know already that caffeine in your espresso or in your chocolates are doing something. All right? What you don't know, for example, is if you are infected with hepatitis, by drinking lots of coffee, you're going to be at lower risk for liver cancer because the caffeine is causing these cells to talk to each other and not be cancerous. I don't have the science to tell you this, but in general, we have an assay that allows us to actually see cells talk to each other. So when you and I communicate, we communicate with words, we communicate with touch, and we communicate with body language, all right? But cells talk to each other with chemicals, and we can actually watch cells talk to each other by showing a fluorescent molecule goes from cell to cell to cell if the cells are normal. But if we expose it to chemicals found in nature, you can see the higher the concentration of that chemical, you block the cells from talking to each other.
And that turns out to be bad. Here's the case where cigarette smoking in your grilled beef causes problems. It turns out you're looking at normal cells not exposed to anything abnormal. And by looking at the fluorescent dye transferring from this cut line is telling us these cells are communicating with each other. That's a good thing. But if we expose these same cells to a frequently found chemical in grilled protein, cigarette smoke or in grilled beef, it's 1-methylanthracene, you see you block the communication, and therefore the cells can't behave normally. I wish I had more time, but I can't go into more detail, but I do want to tell you this is an assay that determines the bioactivity found in foods, good or bad. Again, I can list all these chemicals, but I don't want to waste time, that are found, natural chemicals that will, in most cases here, increase cell communication. And normally, in most cases, that's good news. But by the same token, the same chemical at different doses can be bad for you. I'll give you an example all of you know. It's not a food-related chemical, it's thalidomide. When thalidomide was developed, it was the best sedative known to man. It is still, to this day, the best sedative. But when they gave it to pregnant women who were obviously stressed, 9 months later, there were 3,500 babies born with no limbs. Thalidomide is also used for lepers, for the treatment of leprosy. And today, it's being used for treating cancer, because the mechanism by which it is a good thing, a sedative, a leprosy drug, an anti-cancer drug, is the same mechanism that leads during pregnancy to the blockage of the arteries. So the arteries, as they're developing, don't have food, and therefore they die, all right? Or they stop growing. Vena rosa. Okay. Vena rosa, that's a great way to end. These cells are communicating with each other. You can tell it by the distance of the dye. When you put 1-methylanthracene in grilled meat on it, they stop communicating. That's bad news. But if you drink your red wine as you're smoking, or if you drink the red wine with your Big Mac, look what happens. Communication comes back. So the red wine, the resveratrol, bioactive compound in red wine, seems to be a chemopreventive agent. And look what happens with green tea. I'm finally comparing the Japanese diet with the, let's say, Mediterranean diet with your red wine. This is the liver. The dye is transferred in the control liver very quickly. It's, when you drink green tea, there's no change. When you put a toxic chemical in Tokyo water, you can see it's blocked communication, and these rats develop 100% in 6 months liver tumors. But if you put that toxicant in green tea and feed it to the rat, look at, it's just like the control, and of course, they don't develop liver tumors. So it's demonstration now of two different diets, the green tea in the Japanese diet and the resveratrol in the red wine in the Mediterranean diet that have chemopreventive activity. I won't have time to talk about this, but the other thing I want to end with is psyllium. This is the fiber in foods. The fiber itself doesn't do much physically, but if your body breaks down the fiber, one of the compounds found in that is beta-sitosterol. And beta-sitosterol does the same thing as red wine.
and the same thing as green tea, in that here is a cancer cell that doesn't communicate, but by putting in the extracts from fibrous foods, which is beta-sitosterol, you can see communication comes back. And lastly, I think this is the last one. I just want to end again. 3 billion babies are going to be born by the end of this century. Think about that. We're going from 7 billion to 10 billion people on Earth. The most susceptible of those are these babies. And it turns out that means we have a moral obligation, no matter what field we're in, especially dealing with foods, especially since today food has a political component, it has an economic component, it has a scientific component. We have to realize we've got to feed our pregnant women around the world with a better diet so that their fetuses will not be affected such that later in life they're going to be at higher risk for cancer. And lastly, if you looked at Time magazine 5 years ago to just 2 years ago, the thought was all the epidemic of breast cancer in the world was due to young women being exposed to pollutants. Today, how the first 9 months shape your rest of the life. And I end by pointing out the reason that Japanese 104-year-old woman didn't have breast cancer is because her mother ate tofu, low caloric diet, green tea, didn't smoke, raw fish, no grilled meat. And therefore, her daughter was born small, all right? That's what led to Keiko-san. And when she reached puberty, her hormones didn't have stem cells to make breast. So old Japanese women don't have breast, nor do they have breast cancer. Today, Japanese women are tall, and the same, they're eating dairy products, and they have breasts, and the frequency of breast cancer is going on a rise in Japan. So with that, thank you for your attention. I only wish I could have delved into some of the mechanisms related to this, but I end by pointing out the biggest problem globally today is this cultural versus biological evolution. It's on a train wreck. We're eating the wrong foods at the wrong time of day, processed in the wrong way. And there are foods in the world that are good for us, even though they're very different. The Japanese traditional good diet is very different than the traditional Mediterranean diet, but they're both helpful. But they're not identical. For example, Sicilian women don't live to 88 years old. Something else is affecting them besides their food. So thank you very much. Grazie Jim, io spero che i numerosi spunti che emergeranno, vi prego, spero che i numerosi spunti che emergeranno nel corso del workshop possano essere fonte di discussione, magari se riusciamo ad avere il tempo necessario. Io ringrazio il professore Tiziano Caruso che mi collabora nel coordinare questo workshop, il professor Tiziano Caruso che è un relatore del workshop, professore ordinario al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Palermo. Senza indugi passo la parola all'amico Alessandro Casini, professore al Dipartimento di Medicina Sperimentale di Firenze, che ci illustrerà dieta mediterranea e rischi di malattie croniche con una meta-analisi. Alessandro, grazie. Sì, buongiorno, grazie Giuseppe per questo cortese invito e la Regione Sicilia.
Allora, io vi illustrerò alcuni dati scientifici per dimostrare, secondo i mezzi della medicina moderna, cioè la medicina basata sulla evidenza, per dirla all'anglosassone la evidence-based medicine, che la dieta mediterranea dovrebbe mantenerci sani. Allora, come diceva prima il professor Trosco, negli ultimi anni le malattie cardio- e cerebrovascolari sono aumentate moltissimo. Questo è legato, come vedete, da un punto di vista epidemiologico. Se voi guardate queste due diapositive 2005 e 2015, all'aumento della prevalenza nel mondo del sovrappeso e dell'obesità. L'Italia è un paese ormai allineato purtroppo ai paesi occidentali, perché come diceva prima il professor Trosco, anche noi abbiamo i McDonald's e quindi tutto ciò che ne consegue, e vedete qui come i dati sul sovrappeso nella popolazione italiana ormai raggiungano dai 45 fino quasi al 60% della popolazione. Il problema più importante che abbiamo in Italia è che purtroppo deteniamo il record mondiale dell'obesità infantile. Come riportato in questa diapositiva, non sono gli americani i peggiori da questo punto di vista, ma l'Italia è il primo paese al mondo per sovrappeso, obesità infantile. Guardate questi dati di un osservatorio che voi potete trovare anche online se vi collegate al sito Occhi alla Salute. Questa è una fotografia del 2012 riguardante la situazione dei bambini di 8-9 anni in Italia. Voi vedete che in diverse regioni del centro-sud, non per fortuna la Sicilia, la prevalenza dei bambini sovrappeso nei 8-9 anni è addirittura superiore al 40%, con medie che vanno fra il 25 e il 33%. Tutto ciò, come vi ha illustrato prima il professor Trosco, sovrappeso, obesità, e io aggiungerei anche inattività fisica, è il problema, per esempio, uno dei problemi più importanti dei nostri bambini, innesca una sorta di vortice metabolico che, con l'aumento dell'obesità addominale, la dislipidemia, l'iperglicemia e quant'altro, porta, per farla breve, a due malattie oggi molto importanti, che sono le malattie cardiovascolari, cardio e cerebrovascolari, ricordiamo sia l'ictus che l'infarto, e al diabete tipo 2. Quando un soggetto va incontro a sovrappeso ed obesità, noi non dobbiamo considerare soltanto il grasso che noi vediamo, cioè il grasso sottocutaneo, ma il fatto che questo grasso si accumula anche in molti dei nostri organi, e in particolar modo in due organi importanti che sono il fegato e il cuore. Il grasso depositato nel fegato dà luogo a una malattia che è conosciuta come steatosi, in inglese fatty liver, che sappiamo essere un fattore di rischio oggi indipendente per l'aterosclerosi. Cioè, in altre parole, se noi non abbiamo uno stile di vita sano e presentiamo il problema della steatosi epatica, sappiamo che questo è un fattore indipendente di rischio dell'aterosclerosi. Voi vedete qui rappresentato un vaso con il trombo che rappresenta la base, diciamo, dell'aterosclerosi. Che cosa dobbiamo fare noi nel mondo in cui viviamo? Dovremmo cercare di spostare la prevenzione da quella che è chiamata la prevenzione secondaria, cioè andare a fare degli screening su dei pazienti che sono già a rischio, perché se io vado a fare degli screening sul paziente che è obeso o già iperteso, io faccio una prevenzione secondaria. Noi dovremmo spostarci sulla prevenzione primaria, ovvero sia promuovere degli stili di vita e un'alimentazione che servano a mantenersi sani. Da questo punto di vista,
della prevenzione primaria, sicuramente lo stile di vita e l'alimentazione giocano un ruolo fondamentale. Guardate questa copertina della rivista Nature che tutti conoscete, che addirittura di 10 anni fa, che si poneva una domanda molto importante: ma esiste una dieta salutare? Noi abbiamo sentito il professor Trosco parlava di diversi modelli alimentari, e noi negli ultimi anni ci stiamo occupando di un modello particolare, che è quello della dieta mediterranea. Che cos'è la dieta mediterranea? Voi tutti lo sapete, non è altro che un modello, uno stile di vita che da un punto di vista alimentare promuove un grosso consumo, un abbondante consumo di alimenti di origine vegetale, frutti, ortaggi, cereali integrali, l'uso dell'olio d'oliva extravergine come fonte principale di grassi, quindi evitare tutti i grassi di origine animale, il burro in primis, l'utilizzo costante 2-3 volte a settimana di pesce, possibilmente fresco o quasi fresco, diciamo, e laddove richiesto, se è piacevole, è raccomandato anche un moderato, sottolineo, consumo di vino rosso, perché questo addirittura potrebbe prevenire alcune malattie cardiovascolari. La dieta mediterranea ha un tale valore, dimostrato sia culturalmente che scientificamente, che addirittura nel 2010 l'UNESCO l'ha proclamata patrimonio immateriale dell'umanità. Ma tutto ciò, se voi mi potreste dire, sono chiacchiere, sono discorsi. In effetti la dieta mediterranea, questo io lo voglio dire anche per il professor Trosco, effettivamente è stata scoperta da un americano, Ansel Keys. Era un fisiologo, un medico americano che nei primi anni 50, visitando un comune del Salernitano, il comune di Pollica, si accorse che gli italiani che vivevano in quella zona morivano molto meno di infarto e di ictus rispetto agli americani, e il professor Trosco vi ha spiegato perché. Da lì tutto l'interesse per la dieta mediterranea. Ebbene, noi la prima volta nel 2008 e la seconda volta, scusate, nel 2010 abbiamo effettuato delle revisioni sistematiche della letteratura presente fino allora, letteratura scientifica, riguardando relazione fra modello di vita, dieta mediterranea e salute. La meta-analisi è un sistema che permette di rimettere insieme i dati di tutti gli altri studi presenti e quindi ci porta ad avere numeri enormi, irraggiungibili con un singolo studio. Voi vedete che con queste due meta-analisi sono stati praticamente valutati oltre 2 milioni di soggetti. Infine, nel 2014, l'anno scorso, siamo usciti con l'ultimo aggiornamento delle meta-analisi, e questa, per farla breve, è la conclusione. La dieta mediterranea è in grado di ridurre del 9% la mortalità per tutte le cause, del 5% la mortalità per tutti i tumori, del 10% delle malattie cardio e cerebrovascolari, e sorprendentemente è saltata fuori una riduzione di ben il 13% di 2 malattie neurovegetative oggi molto importanti che tutti voi conoscete, che sono l'Alzheimer e il Parkinson. Ma detto tutto questo, e quindi preso atto di questi dati scientifici, da che punto di vista, in che punto siamo dal punto di vista della prevenzione? Purtroppo siamo messi molto male. Se voi vedete questa diapositiva, questa è la fotografia dei paesi del bacino mediterraneo, diciamo, negli anni 60, laddove i paesi neri rappresentano i paesi con forte stile mediterraneo. Se voi andate a vedere cosa è successo all'inizio del terzo millennio, come vedete tutta la situazione si è molto schiarita, cioè i paesi del bacino mediterraneo si stanno allontanando dal modello mediterraneo. Ma
quello che sta succedendo è ancora più paradossale, che quelli che tradizionalmente venivano considerati i paesi mediterranei, vedete l'Italia, vedete la Tunisia, l'ex Jugoslavia, Portogallo, Spagna, eccetera, eccetera, si stanno muovendo in senso negativo, cioè si stanno allontanando dalla dieta mediterranea, mentre si stanno muovendo verso uno stile mediterraneo paesi tradizionalmente non mediterranei, fra questi gli Stati Uniti e i paesi del nord Europa. Ci possono essere delle strategie, che cosa possiamo fare noi? Come possiamo invertire questa tendenza che purtroppo riguarda anche in nostra parte? Sicuramente l'informazione, i media, ciò che passa sui nostri giornali, ma soprattutto sui nostri computer, sui nostri telefonini e sulle nostre televisioni, è una cattiva informazione. Guardate questa diapositiva, vi fa vedere in rosso la percentuale di tempo dedicata al cosiddetto junk food, cioè cibo spazzatura, cibo cattivo, rispetto al totale della pubblicità alimentare. Guardate, la Germania, o circa il 90% della pubblicità di prodotti alimentari è dedicato ad alimenti non mediterranei. L'Italia non brilla certamente perché, come vedete, è posizionata intorno al 70%. Quindi noi a Firenze abbiamo, nella nostra università, abbiamo pensato di sviluppare un software che io vi presenterò velocemente, che si usa appunto sui telefonini, per cercare di, come vedete, quando noi facciamo degli studi da un punto di vista alimentare, noi cerchiamo sempre di intervenire a questo livello, cioè nel cosiddetto processo alimentare noi andiamo a intervistare i pazienti e gli chiediamo che cosa mangiano. Ma il processo alimentare è un processo molto complesso che parte molto più a valle, e cioè nel momento del desiderio e della scelta degli alimenti. È esperienza di tutti. Se voi entrate in un supermarket e volete comprare poche cose, il più delle volte uscite da questo supermarket e avete il carrello pieno di altri alimenti che spesso non sono mediterranei. Allora il presupposto da cui siamo partiti noi è che la gente mangia ciò che acquista. Questo ovviamente riguarda la vita di tutti i giorni, non l'alimentazione nel ristorante. Abbiamo creato quindi un software che ha questo acronimo che sta a significare navigatore nutrizionale, che è un software per applicazioni mobili. Perché? Perché non so se voi sapete, l'Europa, di cui tanto oggi si parla, ha circa 750 milioni di abitanti. Sapete quanti telefonini ci sono in Europa? 1.350 milioni. Cioè, se voi considerate tutti gli europei, inclusi i neonati, ogni europeo ha un telefonino e mezzo a testa. Quindi il telefonino, lo smartphone, è diventato oggi il sistema di comunicazione immediata più diffuso al mondo. Che cos'è questo software? È un software che cerca di rispondere a questa domanda che tutti noi, chi fa il medico, chi lavora diciamo in attività clinica, si sente porre tutti i giorni. Quando noi ci vediamo un paziente, si siede davanti a noi, ci chiede: dottore, cosa posso mangiare? Poi esce dall'ambulatorio e mangia quello che gli pare. Classico, ok? Questo software è frutto di una ricerca con l'Università di Firenze e quindi è un vero e proprio spin-off accademico e non è altro che una app. Voi sapete tutti che cosa sono le app, che voi potete scaricare gratuitamente, ribadisco, is free, sia per Android che per iOS, e che serve essenzialmente a guidarvi nel momento in cui voi acquistate gli alimenti. Come lo abbiamo costruito? Brevissimamente. Abbiamo raccolto tutta una serie di barcode, adesso ne abbiamo circa 50.000. I barcode, voi sapete, sono spessissimo sempre abbinati ai cibi confezionati. Abbiamo usato come parametro di riferimento
Questi dati da cui abbiamo ricavato un questionario, questo è un questionario di aderenza alla dieta mediterranea fatto con un punteggio che deriva, come voi vedete, dalle meta-analisi che vi ho mostrato prima. Quindi abbiamo inserito dei dati di riferimento e l'anno scorso, io essendo del direttivo dell'Assinu, abbiamo noi pubblicato le ultime edizioni dei LARN, i livelli di riferimento per la popolazione italiana, abbiamo messo nel software anche questi LARN. Quando voi la scaricate sul telefonino, vi appare, per dare ovviamente l'idea della dieta mediterranea, una piramide fatta a mattoncini e voi potete inserire, quando andate a fare la spesa, diciamo, inserire gli alimenti o leggendo il codice a barre, oppure se uno non va al supermercato ma va a un mercato, il mercato rionale per esempio, come bellissimi ne avete voi, ce ne abbiamo anche in Toscana, ma i vostri devo dire sono molto più belli, potete inserire manualmente gli alimenti che voi acquistate. Una volta scelto l'alimento, il sistema è un sistema semaforico, verde, giallo e rosso. Verde che cosa vuol dire? Che l'alimento è consigliato da un punto di vista della dieta mediterranea, giallo è permesso ma da controllare, se il vostro telefonino diventa rosso non sarebbe consigliato, niente è vietato. Qual è la novità di questo sistema però? Che il semaforo non è fisso, perché il sistema semaforico è già stato sperimentato all'estero, anche negli Stati Uniti. L'American Heart Association ha provato a mettere i semafori sugli alimenti, però il semaforo sull'alimento non va bene perché è un semaforo fisso. Io faccio sempre lo stesso esempio. La Nutella non è sempre rossa. Dipende da ciò che mangi, dipende da che cosa compri. Quindi questo è un semaforo dinamico. Quando uno scarica l'app si registra e l'app tiene in memoria che cosa noi abbiamo acquistato negli ultimi 3-6 mesi, per cui se la mia alimentazione è molto ricca di alimenti di tipo vegetariano, il concetto è che io mi posso permettere anche qualche dolcetto o qualcosa in più. All'inizio, quando voi aprite e vi scaricate l'app, vi appare in questa maniera, vedete quassù c'è un numero, è uno score di aderenza alla dieta mediterranea. Si parte da 14, via via che il numero si riduce vuol dire che la vostra dispensa non è molto mediterranea, per cui voi potrete avere, ho fatto degli esempi di questo tipo, con i mattoncini gialli segnati in rosso che vi stanno a dimostrare che avete comprato troppe bevande alcoliche o troppe bevande dolcificate o un eccesso di uova, e nei mattoncini verdi appaiono le sottolineature ad indicarvi che avete comprato troppi pochi cereali, troppi pochi legumi, troppo poco pesce e frutta. Questa app può essere usata anche per fare la lista della spesa. Voi sapete tutti quando uno va al supermercato che cosa fa? Il classico fogliolino, ecco, lo potete fare con il telefonino e già vi dà un'indicazione con i semafori, e recentemente abbiamo messo a punto anche questo sistema, un sistema di geolocalizzazione degli alimenti, cioè se io voglio cercare un alimento sia riconoscendolo con il codice a barre oppure perché lo digito direttamente nella app, un sistema di geolocalizzazione e di navigazione vi porta direttamente al luogo di acquisto. E se è possibile io vi mostro velocissimamente, ho concluso, un filmatino di 2 minuti in cui vi faccio vedere le potenziali applicazioni di questa app. Per esempio, un sistema che oggi va molto di moda è la spesa online. Non so se da voi è usata, da noi alcuni supermercati la utilizzano. Per cui uno fa la spesa, da noi per esempio viene fatto spesso tornando a casa in macchina. Questa è un'applicazione un po' più medica. Questo signore è celiaco.
e i celiaci spesso hanno problemi a reperire gli alimenti gluten free. Abbiamo introdotto recentemente nell'ultima versione gli alimenti gluten free e anche gli alimenti senza olio di palma, che voi sapete. La app la potete utilizzare anche se avete fretta a casa, avete già fatto la spesa, quando riponete gli alimenti. In questo caso il figlio è educativo nei riguardi dei genitori. E questo è il sistema di reperimento degli alimenti. Vino rosso mediterraneo. E vi ringrazio per l'attenzione e la pazienza. Ora tocca al dottor Giuseppe Carruba, che se noi siamo qua oggi è molto dovuto a lui, in quanto è il responsabile per i progetti, la ricerca e l'internazionalizzazione dell'ARNAS del Civico di Palermo, ma in questo caso presenterà i risultati, è il coordinatore del progetto di MEISA, Dieta Mediterranea e Salute, che è un po' il progetto che ha dato la maggiore spinta alla studio dell'effetto degli alimenti, lo studio clinico dell'effetto degli alimenti tipici della dieta mediterranea sulla salute. A te la parola. Grazie Tiziano, grazie ad Alessandro perché mi ha dato il via per una serie di considerazioni, così vado anche rapidamente avanti. Allora, il titolo di oggi vuole essere anche una sottolineatura del percorso che abbiamo seguito in questo progetto, che è il progetto di MEISA, ed è la scommessa o l'obiettivo, se preferite, di cui parlavo prima, cioè quello di creare sviluppo guadagnando salute. Questo è il progetto, il titolo di MEISA sta per Dieta Mediterranea e Salute ovviamente, e il sottotitolo è proprio l'obiettivo generale del progetto, che è quello della valorizzazione dei prodotti tipici della dieta mediterranea o siciliana e il loro uso a fini salutistici e nutraceutici. È un PON finanziato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. Abbiamo cominciato nell'ormai lontano ottobre del 2012 e dovremmo finire, non si sa bene quando, tra giugno e dicembre di quest'anno, tra oggi e dicembre di quest'anno. Però per fare questo, per chiarire meglio da dove siamo partiti e quali sono i numeri che giustificano un tipo di percorso quale quello che noi sviluppiamo nell'ambito del progetto di MEISA, dobbiamo partire da numeri che sono stati già in precedenza accennati da Alessandro e anche da Jim Trosco, e che riguardano uno stato di salute generale della popolazione internazionale e in particolare di quella siciliana. Questi sono dati recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci dicono come questo gruppo, vedete il gruppo 2, di malattie che sono non trasmissibili, che sono quelle che abbiamo detto prima, quindi le cardiovascolari, i tumori, il diabete e le malattie cronico-respiratorie, oggi costituiscono in linea generale circa il 70% delle cause di morte nel mondo, e in alcune aree geografiche queste percentuali salgono fino a raggiungere il 75%, l'80%, ahimè vi devo dire che anche nel sud dell'Europa, Italia compresa, queste percentuali toccano veramente livelli molto significativi.
Questi sono i dati più recenti che riguardano i dati dell'anno scorso vedete la percentuale di distribuzione, al primo posto le malattie cardio-cerebrovascolari, quelle oncologiche al secondo, seguite dal diabete e dalle malattie cronico-respiratorie. La situazione siciliana è assolutamente sovrapponibile a quella internazionale, quindi vedete anche qui una netta prevalenza delle malattie cardiocircolatorie, dei tumori all'apparato respiratorio, poi a seguire il diabete, eccetera. Quindi siamo esattamente in linea con questi dati allarmanti a livello nazionale e internazionale. Vedete l'80%, vedete lì in basso, del carico di malattie in Sicilia è sostenuto da quelle sole 4 cause che abbiamo detto prima. Questo si traduce in un fenomeno che è estremamente pericoloso e che è determinato dal fatto che mentre di tutte queste patologie a partire dagli anni 90 si sta incominciando a morire meno, ci si continua ad ammalare di più. Quindi c'è un fenomeno forbice molto pericoloso che determina un aumento di quello che vedete in questa vasca da bagno, che si chiama prevalenza, cioè il numero complessivo di malati per quella determinata patologia in un certo momento, in una certa area geografica. L'incidenza aumenta, si riduce la mortalità, quindi aumenta l'acqua che entra in questa vasca da bagno, si riduce l'acqua che ne fuoriesce dallo scarico, che sarebbe la mortalità, aumenta la prevalenza. Quindi aumenta il numero complessivo di malati, con un aumento enorme dei costi per il nostro sistema sanitario. Pensate che in Sicilia abbiamo una spesa per malattie cronico-degenerative che rasenta i 5 miliardi di euro annui. Confrontati con i 110 miliardi di spesa sanitaria complessiva in Italia, il 70% di quella spesa è destinata, ahimè, alla cura di queste patologie devastanti. Questo genera un obbligo, non è più un'opzione, adesso questo è un obbligo ed è l'obbligo a cui faceva riferimento Alessandro Casini prima, cioè l'obbligo della prevenzione primaria. Non ci sono altre alternative se non quella di fare prevenzione primaria, cioè di rimuovere quelli che sono i fattori di rischio alla base di queste patologie. E i fattori di rischio alla base di tutte queste patologie cronico-degenerative sono 4, sono in primo luogo l'alimentazione, seguito dalla sedentarietà, dal consumo, dall'abuso di alcol e dal fumo di sigaretta. Sono 4 fattori che, se consideriamo un attimo, sono tutti fattori rimovibili e quindi la prevenzione primaria è sicuramente una possibilità che, ripeto, oggi è diventata obbligo, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, vedete, questo è un piano pluriennale di prevenzione primaria che si pone come obiettivi, ce ne sono una serie, ma vedete al primo posto una riduzione del 25% dell'incidenza della mortalità per queste forme di patologie. Un aspetto che però non mi stancherò mai di sottolineare è quella che queste misure, queste strategie di prevenzione primaria non hanno efficacia se non hanno una caratteristica, che è quella della intersettorialità, cioè non c'è una misura, una strategia di prevenzione primaria che possa essere efficace se non investe tantissimi livelli istituzionali e governativi. Come potete vedere da questa immagine, vedete che nel caso della dieta, dell'alimentazione, quindi della nutrizione, vedete quanti sono i ministeri, i livelli governativi che sono interessati da queste misure. Quindi se noi vogliamo mettere a sistema queste misure di prevenzione primaria dobbiamo agire in maniera trasversale, multisettoriale, multilivello. Il distretto tecnologico agrobiopesca siciliano è quello che ha voluto sperimentare in questo progetto, cioè nel progetto di Mesa di cui io sono responsabile scientifico. Questo è il cluster tecnologico agrobiopesca, vedete, è stato costituito nel giugno del 2005, quindi adesso c'è il decennale del distretto, e la logica è quella di potenziare, favorire, promuovere lo sviluppo dell'agroindustria siciliana attraverso un partenariato stretto con gli enti pubblici di ricerca, ed è proprio quello che abbiamo sviluppato nel progetto di Mesa, il cui obiettivo è quello della valorizzazione dei prodotti tipici della dieta siciliana, vedete, a fini salutistici e nutraceutici, finanziato con poco più di 10 milioni di euro e suddiviso, vedete, in diverse attività che variano dalla ricerca industriale allo sviluppo sperimentale e l'attività di formazione. L'obiettivo è quello di promuovere
e valorizzare i prodotti tipici siciliani dell'agroindustria siciliana attraverso la loro funzionalizzazione, quindi potenziando il loro potere salutistico e poi valutandone l'impatto in trial clinici controllati che si sono conclusi da poco e di cui vi presenterò alcuni risultati preliminari. Il partenariato è molto ampio, ci sono 27 partner, come vedete in questa immagine, che vanno dagli enti pubblici di ricerca, i consorzi di ricerca, il CNR, il Ballatore, il Corissia, l'Istituto Zooprofilattico, alle piccole e medie imprese che sono quelle che ci hanno permesso di sviluppare i prodotti alimentari che abbiamo poi testato nei trial clinici di cui vi dirò adesso. Il progetto si suddivide in 4 obiettivi realizzativi. Il primo vuole arrivare alla produzione di alimenti a elevato potere salutistico attraverso delle innovazioni tecnologiche di processo che riguardano le principali filiere, quindi quella olivicola, quella cerealicola e quella dell'ortofrutta. Nell'obiettivo realizzativo 2 il prodotto finale dello stesso però ci si arriva attraverso la funzionalizzazione dell'alimento, quindi attraverso l'introduzione nell'alimento di alcune componenti bioattive che hanno un potere salutistico specifico. Nell'obiettivo realizzativo 3, che è quello di cui mi sono occupato in maniera specifica, noi abbiamo condotto dei trial clinici proprio per validare da un punto di vista salutistico l'impatto di questi prodotti alimentari. Abbiamo poi concluso con l'ultimo obiettivo realizzativo, che è quello che riguarda lo scale up industriale, quindi la valutazione economica del prototipo, sia del processo quindi che del prodotto, la tracciabilità e quindi la ricaduta industriale di questi processi. Qui non sto a dirvi, sono tantissime attività come vedete per ognuno degli obiettivi realizzativi, ma ho cerchiato quelle che riguardano le diverse filiere, quindi la filiera olivicola, quella cerealicola, quella dell'ortofrutta, sia nell'obiettivo realizzativo 1 che nel secondo. Il terzo l'abbiamo già visto, sono vedete 4 studi clinici, trial clinici controllati, uno dei quali è quello di cui io sono responsabile scientifico, di quello di cui vi parlerò adesso, e poi l'obiettivo realizzativo 4 che abbiamo detto. Dove siamo oggi? Oggi siamo al circa l'85% di tutte le attività completate, grazie, almeno ci auguriamo, alla proroga che dovrebbe arrivare fino a ottobre o a dicembre di quest'anno. Noi avremo modo non soltanto di completare le attività cominciate, ma anche di proseguirne delle altre. Volevo spendere le ultime diapositive e poi farvi vedere un filmato a cui tengo particolarmente. Il nostro trial clinico è stato condotto all'interno dell'ANAS civico di Palermo, ha riguardato 2 coorti di soggetti che vedete qui in alto, quindi sono donne in postmenopausa con tumore della mammella e donne sane in postmenopausa, per un totale di circa 138 soggetti. 2 interventi, vedete, di 4 settimane ciascuno, intervallati da una settimana di washout, con oli extravergine di oliva che sono stati prodotti grazie appunto al professore Caruso, al Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali dell'Università di Palermo e a partner e a aziende sul territorio, e pasta prodotta da grani antichi siciliani a elevato potere salutistico, grazie al successivo relatore che è il dottore Russo del consorzio Ballatore. I parametri sono stati molto vari, quelli che abbiamo analizzato prima e dopo l'intervento alimentare, e sono andati dai questionari alimentari alle misure antropometriche, alla valutazione di alcuni parametri biochimici e biomolecolari, i profili urinari e gli steroli sessuali che ci interessano per il rischio di sviluppare tumori, in particolare a correlazione endocrina, in particolare quello della mammella nella donna, e profili di espressione genica e profili che riguardano delle piccole molecole che si chiamano microRNA, che sembrano avere oggi un ruolo fondamentale nella regolazione dell'espressione genica. Lo scopo era quello di valutare l'impatto salutistico di questi alimenti. Questo è il disegno del trial clinico. Vi ho preparato 2 brevi
diapositive che riassumono i risultati preliminari che fin qui abbiamo raccolto. Vedete come questo è un olio, uno degli oli che ci sono stati forniti. Vedete c'è una riduzione di alcuni parametri importanti, per esempio quello glicemico, il colesterolo totale nelle coorti dei soggetti reclutati. Un altro tipo di olio, vedete, invece sembra avere un effetto ancora più significativo sul colesterolo HDL, sull'LDL, sull'emoglobina glicata e anche sui parametri ormonali. Il dato interessante che è emerso recentemente è che se noi confrontiamo i due tipi di olio ci accorgiamo che uno di questi ha più efficacia, vedete, sul metabolismo glicinico, mentre l'altro è più attivo sul metabolismo ormonale. Questo chiaramente apre delle prospettive nuove per l'impiego in maniera selettiva di diversi tipi di olio su diverse patologie o per l'impiego di blend di olio che mettono insieme le diverse proprietà salutistiche di questi oli. Questo è lo stato dell'arte attualmente. Noi stiamo completando le procedure per valutare i livelli di espressione genica e i profili di microRNA nelle donne che abbiamo già reclutato. Partiranno dei nuovi trial clinici che riguardano il reclutamento di coorti di pazienti con varie forme tumorali, di tumore polmonare, colorettale e mammario, e un nuovo trial clinico basato su soggetti sani con l'impiego di pasta addizionata, quindi funzionalizzata con estratto secco di Opuntia cladodi. Questo è il team di medici, di biologi, di statistici che hanno collaborato e che continuano a farlo al completamento del progetto, ma permettetemi di dirvi che le vere protagoniste del progetto sono le donne che hanno partecipato al trial clinico, e così ho l'opportunità di introdurre il video che seguirà adesso. A queste signore abbiamo chiesto di riassumere, di farci avere le loro impressioni, le loro emozioni, i loro pensieri, le parole sul progetto di ricerca, e ne è venuto fuori un video che adesso possiamo magari mandare per farvi capire quanto è stato emotivo anche l'impatto di questo progetto su queste signore.
ringrazio. Ecco, tocca a me. Grazie. Adesso passiamo la parola a chi è stato più volte chiamato in causa, il professore Tiziano Caruso del Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali Università di Palermo, che ci parlerà della biodiversità, di questa straordinaria ricchezza, no? Che poi è alla base anche delle nostre capacità di prevenzione primaria nell'agroalimentare, e qualità dell'olio extravergine di oliva. Tiziano, grazie. Buongiorno a tutti, grazie intanto per avermi invitato a questo evento. Devo dire sono estremamente felice così anche di condividere questo momento di sintesi assieme a Giuseppe Carruba, perché ha cambiato il mio modo di affrontare il mio lavoro per quanto riguarda le filiere olivicole. E ora vi spiegherò perché. Io sono agronomo, un docente universitario, e ovviamente ho guardato molto ai sistemi produttivi e nella loro efficienza, soprattutto economica, no? La convenienza economica a intraprendere un'attività agricola, in questo caso nel settore dell'olivicoltura. E ovviamente ho guardato più per circa 20 anni della mia attività proprio al concetto di produttività. Quando c'è stato questo incontro e coinvolgimento nel progetto, ho anche cambiato appunto il mio approccio nella ricerca e guardato ad altri aspetti di cui ora vi renderò partecipi. Parlo dell'olio, anche se mi interesso più delle piante, voglio parlare del prodotto che da queste piante si ottiene, che in questo caso è l'olio di oliva. Ora, quando si parla di olio di oliva, molto probabilmente molti di voi sanno che la Unione Europea suddivide l'olio di oliva in categorie commerciali, però più recentemente, dico più recentemente, negli ultimi 15 anni, si è scoperto che l'olio di oliva ha anche delle caratteristiche sensoriali, gustative e olfattive, e sorprendentemente più recentemente si è compreso che a queste caratteristiche sensoriali sono determinate da alcune molecole, che poi alcuni composti sono quelli utili ai fini salutistici. E se noi andiamo a vedere le categorie commerciali, molto brevemente, viene distinto un olio extravergine di oliva da un olio vergine e un olio lampante. L'olio lampante è l'olio, possiamo dire, qualitativamente meno pregiato. Però ecco, io non vi sto a tediare con questi numeri, però la differenza commerciale si basa prevalentemente sul livello della cosiddetta acidità titolabile in acido oleico e altri parametri. Però ecco, se noi dobbiamo guardare alla differenza commerciale e dire sulla base della differenza commerciale che c'è una differenza del valore salutistico dell'olio, questo non potrebbe essere ammesso. Mentre quando noi guardiamo alla composizione dell'olio di oliva, noi sappiamo che il 90% è di gliceridi, di grassi, e poi c'è una parte veramente piccola che è circa l'1%, mediamente l'1%, che ha i cosiddetti composti minori, ma che sono quelli che dal punto di vista salutistico giocano un ruolo fondamentale. Perché
non dimentichiamoci che l'olio di oliva dal punto di vista alimentare è una sostanza grassa, quindi viene guardato al grasso, anche se è un grasso vegetale è comunque un grasso. Però nell'ambito dei grassi c'è l'acido oleico, che è un grasso monoinsaturo, ma se io vi faccio vedere, ecco, guardate il range di variazione che possiamo avere nel contenuto di acido oleico, che è l'acido grasso nobile, in un olio di oliva. Può variare dal 56% all'84%. E se noi guardiamo altri composti, vedete in questo caso si parla di una concentrazione decisamente inferiore, non in percento ma in parti per milione, e vedete che soprattutto questi composti minori che ci interessano, e ora vedremo perché, gli steroli, i fenoli, i tocoferoli, i fosfolipidi, hanno anch'essi una variazione molto grande. Per esempio, guardiamo i polifenoli, le sostanze bioattive, possiamo avere una variazione in oli extravergini di oliva, alcuni da 20 a 900 milligrammi, parti per milione. Ora, sono tutti extravergini da un punto di vista della come classificazione commerciale, ma se noi diciamo che ci sono queste molecole bioattive che sono presenti in concentrazione diversa, ci rendiamo subito conto che il valore di questi oli non può essere identico. E se noi ritorniamo richiamiamo un aspetto, recentemente nel 1912 con questo regolamento anche per l'olio extravergine di oliva la European Food Safety Agency ha riconosciuto i claim salutistici, cioè che l'olio extravergine di oliva contiene delle molecole che fanno bene alla salute. Però ecco, siccome siamo sempre a confronto al cospetto di sostanze grasse, ecco che la quantità di olio che deve essere può essere ingerita ogni giorno non dovrebbe superare, secondo quello che sono stati gli studi effettuati e che hanno consentito di riconoscere il claim salutistico dall'EFSA, non dovrebbero essere più di 20 grammi al giorno, perché oltre 20 grammi, ora non vogliamo stare col misurino, ma è logico che noi ingeriamo anche dei grassi. Allora ci rendiamo conto subito che se in questi 20 grammi sono presenti anche le molecole che ci interessano dal punto di vista salutistico e sono presenti in una elevata quantità, noi siamo di fronte a un cibo funzionale, un alimento funzionale, cioè del quale traiamo i vantaggi e cerchiamo di evitare gli aspetti negativi. Per quanto riguarda ancora gli acidi grassi, quello che è importante, ecco, sono sì grassi, ma sono acidi grassi monoinsaturi, c'è un rapporto ottimo tra i poliinsaturi e i saturi, e poi un altro aspetto molto importante è questo rapporto tra gli omega 6 e gli omega 3, che è un rapporto in genere ottimale. Ora, se noi guardiamo un attimo questo olio come l'olio extravergine di oliva come alimento funzionale, non sto a richiamare gli aspetti insomma fisiologici sull'uomo, ma dobbiamo dire subito che per quanto riguarda gli aspetti degli acidi grassi, cioè deve essere di tipo sostitutivo, cioè se noi usiamo dell'olio extravergine di oliva dobbiamo evitare di ingerire altri grassi, cioè è di tipo sostitutivo. Nella dieta, se vi si consiglia di utilizzare l'olio di oliva, bisogna evitare ovviamente di utilizzare altri grassi. Mentre per quanto riguarda
altri claims salutistici, per esempio gli steroli, questi sono claims di tipo additivo, cioè più ne ingerite meglio è, ovviamente fino a una soglia di saturazione. E tra gli steroli, questo il beta sitosterol, che è presente al 91%, che è quello più presente, è quello che sono stati visti, insomma sono stati fatti degli studi clinici e sono stati visti degli effetti positivi di cui insomma hanno parlato prima di me persone certamente molto più competenti. Non voglio richiamare quei concetti sulla positività degli effetti sulla salute umana. E ancora, vedete, gli steroli, per aiutare a mantenere il livello desiderato di colesterolo, ogni giorno ne dovrebbero essere assorbiti 0,8 grammi, soprattutto del beta sitosterolo. E ancora, se noi, vabbè, qua abbiamo tutti gli effetti, ma è una immagine che voglio saltare, se ne è parlato ampiamente e abbondantemente, ne hanno parlato i relatori che mi hanno preceduto, ma vedete qua un po' cosa l'effetto che le proprietà antiossidanti che sono contenute dai composti fenolici dell'olio di oliva. E qua abbiamo un elenco molto dettagliato che voglio saltare a pie pari. Mentre un aspetto molto importante è questo: cosa fanno questi composti fenolici che naturalmente si trovano nell'olio di oliva, nell'olio extravergine di oliva? Certamente prevengono l'ossidazione nel sangue dei lipidi, e vedete che in questo caso ne viene consigliato di ingerirne almeno 5 milligrammi di un particolare polifenolo, non di tutti, ma di idrossitirosolo e dei suoi derivati. Questi 5 milligrammi si debbono trovare nei 20 grammi di olio, che è la nostra dieta quotidiana. Quindi comprendete che se rifacciamo un passo indietro, più un olio è ricco di biofenoli e più un olio nell'ambito dei biofenoli è ricco di idrossitirosolo, più è elevato è il suo valore salutistico e il suo valore funzionale. E così l'alfa-tocoferolo, la vitamina E, anche questo gli effetti sono ben noti, e la dieta giornaliera è tale che noi dovremmo assumere 0,4 milligrammi al giorno, che debbono essere contenuti sempre in quei 20 grammi di olio. Allora, fatto queste premesse, muoviamoci dal punto, andiamo un pochino agli aspetti più agronomici. Noi abbiamo che la variazione nella composizione di un olio di oliva, extravergine di oliva, è molto legata, prima di tutto, alla varietà, cioè al genotipo, alla base genetica della pianta. Noi abbiamo che queste sono 3 diverse varietà, e vedete che sia nella loro composizione variano nel contenuto di acido oleico, nel contenuto degli altri acidi grassi, in rapporto prima di tutto alla varietà. Per esempio questa varietà arbechina ha un minimo di 53, vi ricordo che con 53% di acido oleico non può essere nemmeno classificato come olio extravergine di oliva, e vedete dall'Argentina 53, la portiamo in Italia questa varietà, arriva a 69. Ora questo è un dato puntuale, ma ci sono dietro, ecco, è una media di molti valori. Che cosa vuol dire? Che c'è un effetto della varietà, come vedete arbechina rispetto a coratina e rispetto al leccino, ma c'è anche un effetto ambientale. In particolare, qual è il problema? Che in Argentina
l'olivicoltura l'hanno sviluppata in ambienti semiaridi e molto caldi. D'estate, durante la maturazione, si raggiungono i 50 gradi, quindi la sintesi degli acidi grassi nella pianta viene disturbata e quindi abbiamo questi bassi livelli di acido oleico rispetto a quanto invece avvenga quando noi lo portiamo in Italia. Questi sono dati Sicilia, Umbria e altri territori del sud Italia, sono dati medi. Vedete, c'è un fattore varietale, ma c'è anche un fattore ambientale. Quindi per avere degli ottimi oli di oliva noi dobbiamo guardare sia alla varietà, ma dobbiamo guardare anche all'ambiente di coltivazione. Andiamo avanti. Scusate. E questo non sono numeri, sono valori molto piccoli, ma andiamo subito. Questa è la concentrazione dei composti fenolici. Anche questo è condizionato dalla varietà. Vedete, c'è una diversa concentrazione, composizione in base alla varietà. E andiamo quindi al concetto della biodiversità. Perché è importante che noi guardiamo non più alla olio extravergine di oliva così com'è o come ci viene presentato, ma dobbiamo guardare un pochino alla varietà di origine. Per dare un'idea della biodiversità, cioè della variabilità, noi sappiamo che la pianta di olivo è originaria dell'area della Mesopotamia e che si è diffusa nel bacino del Mediterraneo attraverso 3 vie. Una è la via del Nord Africa, una è la via dei Balcani e la terza è la via del mare, che sono stati soprattutto i Fenici e i Greci. E vedete, in Sicilia sono arrivati proprio questi genotipi, queste varietà sono arrivate direttamente per il mare attraverso ovviamente i semi che si portavano dietro i naviganti, che arrivavano, colonizzavano territori e diffondevano, seminavano e venivano fuori delle nuove varietà, delle piante di olivo, però essendo il seme il prodotto di un incrocio, quindi c'era una ricombinazione genetica delle nuove varietà. E se noi guardiamo oggi al numero di varietà che ci sono presenti nei paesi del bacino del Mediterraneo e che contribuiscono a produrre più del 50% degli oli, ci accorgiamo subito della biodiversità che esiste in Italia, cioè per fare più del 50% degli oli in Spagna lo fanno con 4 varietà, in Portogallo con 3, in Marocco 1, mentre in Italia abbiamo bisogno di 20 varietà. Cosa è questo? Qual è il motivo? Il motivo è anche il fatto che l'Italia, estendendosi in senso per latitudine, è logico che ci sono i fattori ambientali e per cui si sono selezionati un numero di varietà piuttosto ampio. E se guardiamo la Sicilia, noi vediamo che in Sicilia c'è stata una introduzione delle varietà in Sicilia che hanno seguito 2 vie, una quella dei Balcani, attraverso quindi la Turchia, la Grecia e lo Ionio, e un'altra direttamente invece attraverso le vie del mare. Ecco il motivo per cui in Sicilia c'è una biodiversità assieme alla variabilità del territorio che possiamo dire trova pochi eguali nel bacino del Mediterraneo. E ora vi do un'idea delle piante, quanto siano, ecco, queste sono piante la cui età stimata è di circa 800-900 anni. Questa è una di quelle, e guardate che queste piante sono rimaste lì grazie al fatto che si trovavano appunto a siti archeologici che sono stati tutelati.
Tanto è vero che oggi noi possiamo dire che nel panorama varietale siciliano, ecco la classificazione che ho fatto, che abbiamo 8 varietà maggiori, 8 minori e 9 neglette. Comprendete, le maggiori sono quelle più diffuse, le minori quelle che hanno una diffusione più locale, le neglette hanno una diffusione aziendale. Ma qual è questo fa sì che noi possiamo avere diverse DOP, Protected Designation of Origin, vedete ne abbiamo riconosciute 6 perché ci sono diverse varietà in territori agronomicamente molto diversi. E vi do un'idea appunto delle diverse aree a DOP, questa è quella della nocellara del Belice, guardate per esempio questa è la tipica coltivazione, il tipico ambiente, la tipica forma di allevamento della nocellara del Belice. Se noi ci muoviamo da lì e andiamo alla Valli Trapanesi, vedete cambia la varietà, cambia la forma della pianta, cambia il contesto culturale, così questa è un'altra area DOP che è la Val di Mazzara, vedete la varietà è la Biancolilla, ancora un altro territorio, un'altra varietà, e ancora questa è la Monte Etna, vedete il territorio dell'Etna con l'olivicoltura alle pendici dell'Etna, ancora Ogliarola Messinese, vedete i territori delle Madonie, e ancora un altro territorio, per darvi un'idea, quello della Tonde Iblea e della Moresca, che sono tipiche dell'area dell'area proprio degli Iblei. E qua, tanto per darvi un'idea della vetustà delle piante e quindi delle caratteristiche che noi possiamo avere, la diversità. La diversità dal punto di vista genetico e dal punto di vista ambientale dà luogo a degli oli che sono di composizione diversa. Questi sono degli studi fatti su questi oli e voi potete vedere che ci sono degli oli che hanno un alto contenuto in acido oleico, degli oli che ne hanno un medio, degli oli che ne hanno un basso, e questo prescinde dalla loro diffusione. Quindi le varietà minori e le varietà neglette hanno anch'esse una loro importanza dal punto di vista salutistico. E questo invece i polifenoli, la parte che riguarda le molecole bioattive. E guardate, sorprendentemente la maggiore concentrazione ce l'ha una varietà che è negletta, cioè se noi non l'avessimo recuperata e ricominciata a coltivare, molto probabilmente non avremmo più oggi questa opportunità. E allora per fare sì che l'olio extravergine di oliva rimanga e sempre più diventi un olio funzionale, noi abbiamo un numero di varietà che comunque è limitato in coltivazione, dobbiamo stare attenti alla coltivazione perché se noi facciamo delle pratiche colturali errate si altera anche il prodotto finale, dobbiamo stare attenti soprattutto al processo di estrazione e dobbiamo stare attenti al packaging a tutelare quest'olio. Oggi i claim salutistici, vedete, prevedono polifenoli, acido oleico, steroli e alfa-tocoferolo, i carotenoidi. Noi possiamo dire che non abbiamo un olio monovarietale che possa soddisfare tutti gli standard che sono richiesti dall'EFSA. Però attraverso anche il progetto di Mesa sono state raccolte in Sicilia circa 150 varietà che sono su base ormai distinta, su base molecolare del DNA e su base morfologica, e anche abbiamo cominciato a studiare le caratteristiche qualitative di questi oli e abbiamo visto che per esempio per quanto riguarda le molecole funzionali abbiamo individuato, questa è una varietà molto diffusa, vedete di idrossitirosolo ci sono varietà neglette che ne hanno un contenuto molto più alto, quindi un potere salutistico molto più alto di quelle più ampiamente diffuse. Questo sono gli acidi grassi
E questo soprattutto è un altro aspetto, questo dà un'idea della variabilità delle sensazioni, per esempio in questo caso il fruttato. Questi sono gli oli italiani, vedete il range di variabilità, il 50% rientrano qua, e questi sono gli oli siciliani. Possiamo avere varietà che danno un fruttato intenso e un fruttato medio. Il fruttato leggero non ci interessa perché è una caratteristica, cioè il fruttato si deve sentire nell'olio, così come per esempio l'amaro. Noi abbiamo degli oli che tendono a essere amari, degli oli molto più dolci, e anche il pungency, che è il piccante. Anche questo abbiamo una grande variabilità, e per cui possiamo dire che attraverso questa biodiversità in un prossimo futuro, se sapientemente utilizzata, potremo soddisfare le diverse esigenze gustative, ma anche dal punto di vista funzionale, ovviamente avere dei prodotti di alto valore. Questo speriamo di avere la continuazione del progetto e di poterli testare. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Tiziano. Vuoi introdurre tu o vado io? No, continua tu. Allora, adesso abbiamo la dottoressa Maria Grazia Melilli del CNR ISAFOM di Catania, un partner del progetto di Mesa, che ci parlerà di una valutazione dell'influenza delle risorse genetiche e degli areali sulle caratteristiche qualitative, sui benefici per la salute dei prodotti e della loro tracciabilità e il loro genotipo. Maria Grazia. Grazie Giuseppe, grazie a questa platea. Siamo qui, ci conosciamo un po' tutti perché tutti abbiamo portato avanti questo progetto, però il compito che oggi mi è stato assegnato, io ho collaborato al progetto per l'ottenimento di paste nutraceutiche addizionate con inulina, ma vi parlerà il relatore seguente di questa parte del progetto, e poi sviluppi futuri di questa parte sono stati ottenuti grazie anche al professore Del Nobile, che parleranno dopo di me. Il compito a me assegnato è quello di insomma, anch'io avendo una base un po' da tecnologa alimentare con un dottorato in agronomia, col progetto di Mesa abbiamo cominciato a guardare alcuni aspetti, come diceva prima il professore Caruso, diversamente. Ecco. Diversamente perché ovviamente i prodotti di qualità sono, come sappiamo e come è stato ampiamente discusso stamattina, legati al territorio. Il territorio siciliano, noi abbiamo la fortuna di avere in Sicilia un clima tipico mediterraneo, con estati piuttosto calde e inverni miti, e questo clima comunque è differente da zona a zona. Tant'è vero che ci sono all'interno della Sicilia dei microclimi dove alcune specie e all'interno di queste specie alcuni genotipi si adattano a questi areali e quindi permettono alle produzioni di avere determinate caratteristiche qualitative e nutraceutiche. In Sicilia, come già abbiamo parlato, esistono diversi marchi IGP, DOP, e un grande lavoro è stato fatto anche per i vini. Fra i frutti e i vegetali ricordiamo l'arancia rossa di Sicilia, il cappero di Pantelleria, il fico d'India, il limone di Siracusa, l'interdonato di Messina, e poi tutti gli oli di cui già ha parlato il professore Caruso. E tra i vini abbiamo, a me piace molto il Cerasuolo di Vittoria, che è l'unica DOCG che abbiamo in Sicilia. A questi si affiancano prodotti slow food, che sono dei presidi che permettono, che non hanno una vera e propria caratterizzazione come i marchi IGP, però permettono appunto ai prodotti di essere conosciuti anche fuori dalla nostra regione. Quindi diverse sono le catene che abbiamo in Sicilia come prodotti che sono già alimenti nutraceutici di per sé, come la catena del frumento duro, dell'olio dell'oliva, del vino, dei pomodori, ma tanto lavoro è ancora in itinere per poter portare al marchio IGP nuove produzioni.
Nel mio istituto da tanto tempo ci occupiamo della coltivazione del carciofo per poter promuovere questo prodotto di cui la Sicilia ha una elevata produzione lorda vendibile e che è un alimento nutraceutico già di per sé, grazie all'elevato contenuto di polifenoli che contiene e grazie al contenuto di inulina che si accumula nel ricettacolo fiorale. Dei polifenoli abbiamo già ampiamente parlato, abbiamo detto le attività di questi biocomposti, mentre l'inulina è un polimero del fruttosio che non viene digerito nello stomaco, passa nell'intestino e quindi svolge questa sua azione nutraceutica grazie allo sviluppo dei bifidobatteri a livello intestinale. Noi possediamo una collezione con oltre 50 tipi di genotipi siciliani, tra accessioni, popolazioni e genotipi. Qui ovviamente non voglio tediarvi con i numeri, ma solo per mostrare come l'ampia variabilità esistente all'interno dei diversi genotipi di carciofo, così un po' come per gli oli, permette di identificare dei tipi che sono più a elevato contenuto in polifenoli o più a elevato contenuto di inulina. Questo determina anche poi, oltre alle caratteristiche nutraceutiche del prodotto, anche le caratteristiche proprio tecnologiche del prodotto per la trasformazione. Questo appunto è per quanto riguarda i polifenoli totali. Il gruppo dei violetti, indicati qua, produzione dei violetti di Sicilia, sono tutti dei cloni marcati geneticamente, hanno un elevato contenuto in polifenoli totali. Scendendo nel dettaglio, l'acido clorogenico per le piante insomma è il fenolo più rappresentativo, seguito in questo caso proprio per il carciofo dalla cinarina, e dove qui abbiamo un'altra differenza. Per esempio i genotipi a produzione primaverile come i romaneschi hanno un accumulo di cinarina più elevato nel capolino rispetto alle foglie, che è quello dove invece viene maggiormente accumulato per i tipi a produzione autunnale, che appunto è da cui si ricava anche il nostro amaro Cinar che è pubblicizzato. Qui anche il contenuto ho riportato anche la variabilità esistente per il contenuto di apigenina, e quello che è interessante notare è quello che abbiamo trovato invece per il contenuto in luteolina, che è un fenolo molto con proprietà nutraceutiche appunto per la vista. Alcuni genotipi non presentano assolutamente la luteolina, mentre viene espressa soltanto in alcune varietà di tipo violetto. Quando invece gli stessi genotipi coltivati in ambienti differenti all'interno della nostra isola permettono possiamo appunto incrementare il contenuto dei polifenoli totali passando appunto da un ambiente all'altro. Per esempio noi studiamo molto spesso le diverse interazioni genotipo per ambiente, e nell'areale di Siracusa il contenuto di polifenoli che si attesta mediamente attorno ai 3.700 mg per chilogrammo di sostanza secca passa agli 8.000 se coltivati sotto le pendici del vulcano Etna, e soprattutto questa interazione si vede maggiormente per i tipi violetti che passano attorno dai 3.000 circa di milligrammi per chilogrammo di sostanza secca di fenoli totali a oltre gli 11.000. Questo quindi appunto l'identificazione del genotipo e dell'ambiente di coltivazione ci permette di identificare quelle colture e quindi di caratterizzarle chimicamente per esplicare effetti nutraceutici sulla salute dell'uomo. Lo stesso lavoro è stato fatto per l'acido clorogenico, ovviamente per tutta la caratterizzazione dei fenoli presenti nel ricettacolo carnoso, ed è stato fatto anche per gli zuccheri. Quello che è stato notato è che all'aumentare delle temperature l'inulina, questo fruttano, si scinde, aumentano i solidi solubili e diminuisce il contenuto di polifenoli totali. Ovviamente tutti questi studi li abbiamo condotti anche per identificare dei genotipi capaci di dei genotipi che siano destinabili alla trasformazione industriale. Il carciofo in Sicilia attualmente è consumato quasi totalmente allo stato fresco, soltanto lo scarto di produzione va per la produzione di sottoli. Il nostro scopo era quello di aumentare la shelf life e di promuovere questo prodotto che è difficile da cucinare per le donne che lavorano oggi, perché va pulito, va mondato, e quindi creare anche per il carciofo un prodotto quarta gamma.
Questo è un capolino di Violetto di Sicilia alla raccolta e questo è un capolino che abbiamo ottenuto utilizzando dei film edibili e che riusciamo a conservare fino a 3 settimane senza nessun problema di annerimento, perché il problema della lavorazione del carciofo, vero è che è una fonte di polifenoli, ma è anche vero che questi polifenoli portano all'imbrunimento dei tessuti quando li tagliamo, tant'è vero che a casa chi cucina sa che deve mettere del limone, deve mettere qualcosa per diminuire il processo di imbrunimento, e 3 settimane sono veramente tante di conservazione. Qui la prova è stata fatta utilizzando un genotipo a produzione primaverile e abbiamo, a differenza di prima, dove abbiamo conservato il capolino intero per far aderire il film edibile, qui invece il capolino l'abbiamo conservato utilizzando semplicemente hydrocooling e sostanze crass. E il capolino è stato conservato tagliato. Questi sono capolini conservati fino a 16 giorni e sono completamente bianchi, e soprattutto quello che c'è da notare è che la variazione dei polifenoli totali del capolino conservato è rimasta tal quale, più o meno tal quale, a quella dei capolini freschi ancora raccolti. E quindi bisogna sempre associare ai vari trattamenti, ai vari processi una caratterizzazione chimica che sia simile appunto al consumo fresco, perché se noi conservassimo tutti questi capolini, cioè riuscissimo ad ottenere un alimento pronto per la quarta gamma, ma nel frattempo perdiamo le caratteristiche e le proprietà nutraceutiche del prodotto, non avremmo raggiunto l'obiettivo. Qui scorro velocemente, giusto per fare un cenno che la nostra regione è anche molto ricca di leguminose da granella, diverse popolazioni di lenticchie, di cece, di fave, che noi conserviamo in una banca del germoplasma e che abbiamo caratterizzato sia con l'analisi d'immagine sia con l'analisi proprio morfologica e chimica, e per identificare alcune popolazioni, e queste popolazioni sono state sempre messe a confronto con testimoni e cultivar commerciali che vengono dal Canada e che noi mangiamo. E qui appunto possiamo vedere la nera di Enna, la caltagirone, queste sono delle microsperme che crescono proprio negli areali, che sono molto ricche di potassio e di ferro, a differenza appunto dell'Esson e della Laird, che sono le proprietà quelle comuni. E anche qua abbiamo fatto la caratterizzazione in diversi areali italiani, questo ricadeva in sono dati di un altro progetto Rinnova Prove, e possiamo vedere che nella zona dell'entroterra siciliano la coltivazione delle leguminose da granella permette appunto un accumulo di proteine maggiore nel seme rispetto ad altri ambienti. Lo stesso lavoro è stato fatto per il cece, qui abbiamo messo a confronto varietà che provenivano un po' dal sud dell'Italia, a confronto con la calia, e se vediamo il contenuto in proteine grezze viene equiparato quasi completamente alle accessioni locali. Qui è sempre uno studio di interazione genotipo per ambiente, e sempre l'ambiente collinare di Enna permette appunto un maggiore accumulo di proteine nella granella a scapito appunto dei grassi e un elevato contenuto in sostanze minerali. In conclusione, la Sicilia possiede un buon patrimonio genetico, con specie che sono molto ricche in antiossidanti e in altri composti nutraceutici, grazie appunto ai meccanismi di adattamento di queste specie alle differenti aree. E questo per molti prodotti è già stato raggiunto il marchio PDO, PGI, il marchio DOC per i vini, però molto lavoro è ancora in corso, soprattutto per il recupero di vecchie varietà, per la loro caratterizzazione a livello molecolare, chimico, genetico, e quindi poi per l'ottenimento dei claims da parte dell'ESFA che aumentano il valore nutraceutico del prodotto per la loro tracciabilità. Vi ringrazio per l'attenzione, spero di essere stata breve. Va bene, ora passiamo a un'altra filiera, che è una filiera dei cereali, in particolare della pasta, in questo caso sì, cereali. L'intervento è del dottor Giuseppe Russo, dirigente ricerca del Consorzio di Ricerca Giampiero Ballatore, al quale passo il microfono. Grazie della presentazione. Intanto
Salve a tutti, è un onore essere qui oggi a parlare di alimentazione, a parlare di grano duro. Il mio ruolo il ruolo del mio ente nell'ambito del progetto di Mesa è stato quello di studiare la filiera del grano duro, la filiera siciliana del grano duro, e poter individuare quali percorsi era possibile realizzare per produrre una pasta di elevata qualità salutistica. Io sono un biologo, sono uno specialista in scienze dell'alimentazione e quindi da questo punto di vista la mia sensibilità si è orientata fondamentalmente a individuare i punti di forza del grano duro. Perché del grano duro? Perché per fare la pasta la filiera che ci interessa è proprio quella del grano duro, che a livello mondiale comunque è una nicchia, perché fondamentalmente quando si parla di grano nel mondo si parla di grano tenero, quella del grano duro e quindi grano tenero che serve per preparare prodotti da forno, pane, torte, dolci, eccetera, eccetera. La pasta invece si fa con il grano duro. Il grano duro, prodotti come la pasta e come il pane, i nutrizionisti sono chiari nel dire che devono rappresentare almeno il 45% della fonte di energia che riguarda il bilancio alimentare nell'arco della giornata di una dieta. Perché questo? Perché l'energia contenuta nei carboidrati complessi presenti nei prodotti come pane e pasta è un'energia a lento rilascio. In poche parole, a sinistra abbiamo una simulazione di come viene digerita e rilasciata l'amido e l'energia sotto forma di glucosio, l'assorbimento sotto forma di glucosio, con gli zuccheri complessi presenti nel grano duro, mentre gli zuccheri presenti nei prodotti come grano tenero hanno una velocità di assimilazione più rapida e provocano dei cosiddetti picchi glicemici che non sono favorevoli alla nostra salute, che a lungo andare gli endocrinologi sottolineano come attivano dei percorsi patogenetici che sono quelli delle patologie cronico-degenerative. Quindi fondamentalmente noi dobbiamo prevedere alimenti che hanno degli zuccheri complessi a lento rilascio energetico, come quelli del pane e della pasta. Purtroppo però abbiamo una sovraesposizione ad informazioni non corrette. Molto spesso sui giornali leggiamo la dieta per la prova costume, dobbiamo allontanare, non mangiamo più pane, non mangiamo più pasta. Sono degli estremismi questi qua che non sono assolutamente condivisibili. Lo diceva poco fa pure il professore Casini, che siamo sovraesposti ad informazioni di cattiva qualità. Fondamentalmente attraverso i social network, per esempio attraverso la pubblicità. Qui io ho messo 2 libri che sono diffusi nelle nostre librerie: La dieta zero grano, che ha venduto in America almeno 1 milione di copie, oppure Vivere 120 anni, che è un libro che viene promosso attraverso i social network. Sono dei libri che estrapolano delle informazioni poco solide dalla letteratura scientifica e costruiscono delle tesi che a sua volta sono poco solide. Una dieta zero grano per me e per chi sostiene la dieta mediterranea naturalmente non è assolutamente pensabile. Abbiamo a che fare fondamentalmente con una cattiva informazione che si trasforma anche in una cattiva gestione dell'alimentazione. Poco fa si faceva riferimento al fatto dell'obesità nel nostro paese. L'Italia, così come la Grecia, siamo veramente un paese che vive questo grande problema dell'obesità, non soltanto quindi in America, ma anche in Italia abbiamo questo grosso problema dell'obesità infantile. Noi nel 2011 abbiamo fatto un survey con dei questionari 24 ore recall, abbiamo interrogato 1335 bambini li abbiamo pesati, li abbiamo misurati, abbiamo verificato come veramente è un problema grosso. Un bambino su 4 in Sicilia è sovrappeso, un bambino su 5 è obeso, ma i dati più gravi che abbiamo messo a fuoco sono che il 30% dei bambini non fa la prima colazione la mattina e addirittura il 17% assume la prima fonte di carboidrati, quelli di cui parlavo poco fa essere importanti, soltanto con il pranzo. Questo naturalmente attiva tutta una serie di debiti energetici che poi in qualche modo hanno una ripercussione nel metabolismo, nella corretta alimentazione del bambino stesso.
Ci siamo chiesti appunto per questo percorso di come possiamo progettare una pasta di qualità superiore. Intanto, cosa vogliono i consumatori? Quali sono le esigenze del consumatore stesso? O qual è la qualità percepita come necessaria da parte del consumatore? Anche qui abbiamo fatto un'indagine nel Palermitano e abbiamo verificato che la pasta, il consumatore vuole una pasta comunque che tiene la cottura, una pasta che tiene comunque i sughi. Sono dati molto più importanti, per esempio, come altri dati come la certificazione, che comunque ha dei costi molto alti, o comunque anche i tempi di cottura. Molta gente pensa che il tempo di cottura è un dato importante da segnare, invece la gente non lo guarda assolutamente, perché l'italiano in generale sa cucinare la pasta, sa quando deve controllare, non sta lì a guardare l'orologio. Quando abbiamo chiesto invece la pasta di alta qualità, secondo te come deve essere? Dichiarando che questa pasta di alta qualità è una pasta comunque con una fascia di mercato superiore, quindi con una sorta di premium price rispetto alla pasta convenzionale, ci hanno detto che deve essere più digeribile e più salutare. Già questo è un segnale importante, perché si disegna una nicchia economica di fascia superiore se noi in qualche modo introduciamo nelle informazioni che devono arrivare al consumatore legate alla digeribilità o alla salubrità della pasta stessa. La filiera del grano duro in Sicilia è una filiera completa, sia dal campo fino alla trasformazione. Abbiamo tutti gli anelli della filiera. Abbiamo circa 280.000 ettari impegnati in questa coltura, 40.000 agricoltori, aziende che si occupano della produzione di seme certificato, un centinaio di centri di ammasso distribuiti in tutta la Sicilia, un centinaio di molini che si occupano della molitura convenzionale del grano duro. Questo dato è un po' vecchio perché sono diminuite, questi pastifici sono qui 13, in realtà sono poco più di 10 perché purtroppo in Sicilia ogni anno chiude un pastificio e questo è un punto di critico che indebolisce la filiera stessa, una industria di panificazione e naturalmente migliaia di panifici e pastifici artigianali che alimentano invece una filiera del prodotto artigianale e fresco. Però qui abbiamo proprio il punto critico della filiera siciliana. Mentre produciamo annualmente circa 8 milioni di quintali di grano, siamo capaci di trasformare annualmente molto meno della metà. Quindi abbiamo un surplus di grano che siamo costretti comunque a piazzare fuori dalla nostra regione, dalla regione Sicilia, verso altri mercati. Fondamentalmente il grano siciliano prende la via della Puglia o del nord Europa o anche altre vie, del nord Africa. Questo naturalmente però dà al granicoltore meno potere di contrattazione, perché è un punto critico per la filiera stessa, per cui dovremmo inventarci in Sicilia dei percorsi per valorizzare questi cereali e filiere in qualche modo che vanno a integrare questa cosiddetta filiera convenzionale, che è una filiera che riguarda i grani moderni. Introduco un termine adesso che specifico meglio cosa intendo. Il grano duro è uno scrigno di salute, di prodotti comunque all'attività nutraceutica, è ricco di carotenoidi, di composti fenolici e questi prodotti prevalentemente che hanno comunque proprietà antiossidanti, antitumorali, antimicrobiche, sono prevalentemente concentrati nella parte più esterna della carioside, del chicco di grano. Per cui la filiera convenzionale a cui facevo riferimento poco fa è una filiera invece che allontana i chicchi più esterni, gli strati più esterni e quindi rinuncia ad una serie di composti ad attività nutraceutica importante. Un altro elemento che abbiamo studiato, che abbiamo preso in considerazione nei nostri percorsi di studio è il glutine. Perché il glutine? Perché il glutine è al centro della risposta tecnologica degli sfarinati di grano. Il glutine ha delle caratteristiche di elasticità e di estensibilità che permettono appunto all'impasto di allungarsi e poter trasformarsi in pane lievitato, per esempio, oppure permettono alla pasta, una volta cotta, di tenere la cottura. Un po' il glutine praticamente funziona come una gomma da masticare. Se noi mastichiamo questa gomma e riusciamo a farci un palloncino, questo palloncino si può gonfiare tanto oppure si può gonfiare poco e dopo si rompe.
Questo in poche parole vi ho raccontato quello che fa uno strumento di laboratorio che si chiama alveografo. Questo alveografo costruisce proprio delle gomme, dei palloncini, con il glutine degli sfarinati e misura in laboratorio la capacità di poter gonfiare questo glutine fino a che non si riesce a rompere la superficie di questo palloncino. La forza, la pressione, la variazione di pressione all'interno del palloncino viene misurata da un alveogramma che ci dà esattamente informazioni sulla qualità del glutine stesso. Glutini che hanno un W elevato, quindi un'area di questo alveogramma elevata, sono dei glutini che sono molto più facilmente trasformabili e possono essere orientati alla pastificazione, mentre i glutini che hanno questo W basso sono dei glutini difficilmente gestibili nei processi di trasformazione. E qui vi ho fotografato invece qual è la storia praticamente della qualità del glutine in Italia. Negli anni 30, intorno agli anni 30, questo W era sotto 100 più o meno, mentre con la costituzione varietale, con la politica di gestione della costituzione delle sementi, in realtà si tende a premiare i glutini più tenaci e recentemente anche l'industria di trasformazione tende a premiare quelle varietà che hanno dei glutini molto tenaci. Quindi questi neri sono praticamente, segnati in nero, sono i glutini praticamente appartenenti a delle varietà, qui c'è la Simeto, una delle più diffuse in Sicilia, che riescono ad avere un W alveografico superiore a 300. Nell'ambito del progetto di Mesa invece abbiamo fatto un lavoro diverso e ora vi spiego perché. Siamo andati a cercare tutta una serie di grani locali, che non sono delle vere e proprie varietà, ma sono delle popolazioni locali, che hanno un W sotto 100. Sono dei grani cosiddetti antichi, li chiamiamo antichi, però la parola antica non ci piace tantissimo, o quantomeno agli agronomi non piace tantissimo, perché in realtà non è che è un grano antico, è una popolazione locale che è stata in qualche modo tramandata e che però mantiene delle caratteristiche che in qualche modo si rifanno a un grano che era presente sicuramente anni fa e per questo in qualche modo viene individuato come grano antico. Questi grani sono in qualche modo oggetto di particolari studi recentemente che li fanno pensare che sono particolarmente utilizzabili e tollerabili dai soggetti gluten sensitivity. Cos'è la gluten sensitivity? La gluten sensitivity è una patologia che non è celiachia, ma è un'intolleranza ha delle componenti che sono presenti nel grano. In realtà questa gluten sensitivity qualcuno la chiama wheat sensitivity perché non si è certi che sia il glutine il problema. Ci sono dei sospetti, ci sono delle linee di ricerca che stanno in qualche modo sono approfondite. Naturalmente nell'ambito del progetto di Mesa abbiamo prodotto dei materiali che stiamo in qualche modo studiando. Il sospetto, come vi dicevo, è quello che probabilmente questi glutini più semplici con questo W più basso sono anche più facilmente tollerati da quella percentuale della popolazione. Attenzione, non si vuole contrapporre grani antichi a grani moderni e demonizzare i grani moderni. Qua parliamo di gluten sensitivity, soltanto un problema legato ad una fascia della popolazione, che poi è la fascia della popolazione che comunque ha un interesse dal punto di vista economico particolare, perché sono i soggetti che vanno a cercarsi magari gli sfarinati di Camut, comprandoli a 4 euro al chilo, e quindi c'è una fascia della popolazione che premia in qualche modo e va alla ricerca di questi alimenti particolari. E quindi siamo andati praticamente a cercare queste popolazioni, le abbiamo coltivate, come vedete qui sono anche hanno il campo si presenta diversamente dalle popolazioni convenzionali, perché vedete sono popolazioni altissime. Questo è un punto critico, oltre perché si prestano naturalmente al fenomeno dell'allettamento, che comunque è un problema da gestire, e naturalmente sono molto meno, hanno rese molto più basse, per cui tutte queste informazioni che sto dando naturalmente devono essere prese in maniera tutte quante per poter in qualche modo implementare o sostenere una filiera di questo tipo, se la si vuole sostenere. Abbiamo fatto dei campi di BD in particolare, per Ciasacchi, e dei campi di Tumminia o Timilia, che è un'altra popolazione che è quella utilizzata per preparare il pane nero di Castelvetrano.
La peculiarità di queste filiere dei grani antichi in Sicilia è che vengono molite attraverso un molino a pietra, non una filiera convenzionale come quella che vi dicevo poco fa. Questa molitura a pietra che cosa fa? Fa sì che lo sfarinato è uno sfarinato che non allontana la parte più esterna del chicco, per cui io ho anche nello sfarinato finale praticamente anche quelle componenti nutraceutiche di valore. Naturalmente con questi sfarinati abbiamo prodotto una pasta che più avanti vi farò vedere, abbiamo anche misurato la quantità di fibra alimentare, abbiamo visto che ha un buon contenuto di fibra alimentare e anche un buon contenuto di amido resistente. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi che riguarda la Sicilia è un altro aspetto, che questo è un quadro generico di monitoraggio della qualità merceologica del grano che raccogliamo ogni anno in Sicilia. La Sicilia ha una delle più grandi reti di monitoraggio della qualità merceologica del grano. In questo caso sono state analizzate 3.000 partite di grano durante la raccolta e quello che emerge in questo quadro è, a parte il contenuto proteico che tendenzialmente non è elevatissimo rispetto alla media nazionale, però abbiamo una bassissima umidità della granella. Se andiamo in regioni più settentrionali, questo dato, mentre in Sicilia difficilmente superiamo i 10,5 nell'umidità della granella, difficilmente scendiamo sotto 14 in regioni più settentrionali come Emilia-Romagna, per esempio. Questo cosa fa? Fa sì che il grano siciliano è più protetto dall'attacco di contaminazioni di muffe produttrici di micotossine. Cosa sono le micotossine? Sono sostanze cancerogene prodotte dalle muffe sia in campo sia nei silos di stoccaggio. Questa bassa umidità protegge il grano dall'attacco di queste muffe. Queste micotossine, ci sono diverse categorie, sono epatotossiche, teratogene, comunque hanno diversi bersagli come effetto patologico. E sono regolamentate da un regolamento europeo, cioè è consentito la presenza negli alimenti. I diversi stati fissano dei livelli massimi nell'alimentazione, però se dobbiamo fare riferimento alla normativa europea, per esempio è stata fatta prendendo in riferimento la media dei consumi europei, per esempio di pasta. Ma un siciliano o un italiano, ma molto più un siciliano, mangia molta più pasta rispetto ad un tedesco, per esempio. Quindi questi livelli stabiliti dal regolamento europeo 1881-2006 sono comunque dei livelli che stanno stretti a quelle popolazioni che sono dei forti consumatori di quegli alimenti. Per cui la nostra idea, vado avanti, è quella di poter utilizzare, trasferire questo valore aggiunto in un prodotto finito, perché questo basso rischio di contaminazione, non si parla di assenza di contaminazione, si parla di basso rischio di contaminazione, vorremmo trasferirlo ad vado avanti, questi sono i risultati che ci hanno consentito di dire queste affermazioni, datemele per buone. Vorremmo trasferirlo appunto in un prodotto certificato, che in qualche modo possa dire questo prodotto è un prodotto nel quale è stato controllato che il livello di micotossina è inferiore per esempio a 1/10 dei livelli previsti dalla norma. Naturalmente siamo cimentati in questo esperimento nell'ambito di un progetto tra l'altro finanziato dall'assessorato attività produttive nella misura 4111 e questa informazione per gestirla l'abbiamo in qualche modo codificata attraverso la dicitura solo grano siciliano, dove abbiamo specificato che le condizioni climatiche siciliane proteggono il grano raccolto dalla contaminazione di muffe produttrici di micotossine. E qui c'è invece l'altro esperimento che abbiamo fatto invece con i campi raccolti nell'ambito del progetto di Mesa. Abbiamo raccolto appunto abbiamo prodotto questa pasta dove abbiamo indicato anche il tipo di varietà di popolazione locale utilizzata. Questa pasta, come vi dicevo poco fa, è stata analizzata nei nostri laboratori. Forse non ho messo il dato, però ve lo racconto io, ha fatto registrare
È una pasta ad elevato contenuto di fibra, intorno al 9% di fibra alimentare. Abbiamo anche dosato la presenza di amido resistente e anche l'amido resistente comunque fa registrare dati interessanti. Voi sapete che l'amido resistente è una tipologia di fibra alimentare di elevata qualità. Naturalmente questa pasta sarà in qualche modo utilizzata nei trials clinici del progetto di Mesa appunto per testare da una parte l'effetto sul metabolismo dei soggetti di cui parlava poco fa Giuseppe Carruba, ma abbiamo anche preparato un trial per verificare l'indice glicemico, il carico glicemico sviluppato da questa pasta ad elevato contenuto di fibre, aspettandoci che questo contenuto di fibre elevato in qualche modo moduli anche l'assorbimento di glucosio nel sangue. Come diceva poco fa la collega Maria Grazia Melilli, è l'ultima diapositiva, abbiamo anche studiato in laboratorio l'additivazione con inulina. L'Isafom ci ha rifornito di 2 tipi di inulina che sono stati addizionati poi a degli sfarinati. Perché è importante fare in laboratorio questi studi? Perché comunque non è che un additivo, cioè noi dobbiamo pensare che un additivo lo mettiamo nella pasta e già tutto quanto funziona, perché il consumatore, come vi dicevo poco fa, ha bisogno di tenuta di cottura, ha bisogno di sapore, tenuta dei sughi, per cui quando metto qualcosa nella pasta, un additivo, io devo comunque far sì che quel profilo tecnologico di gradimento dell'alimento lo faccia chiamare ancora pasta per il consumatore. Quindi abbiamo fatto degli studi per verificare qual era la dose, la percentuale migliore attraverso la quale si poteva in qualche modo trasformare il prodotto e avere una pasta di buona qualità. Questi studi naturalmente hanno prodotto tutta una mole di risultati che sono a disposizione del progetto di Mesa e che naturalmente possono indirizzarsi verso una certificazione di processo, comunque una certificazione, una brevettazione anche di materiali e di processi che abbiamo messo a fuoco. Naturalmente il lavoro continua perché il ricercatore non è mai contento di quello che fa e vuole andare sempre avanti. Grazie. Grazie per l'intervento e ora abbiamo ancora per la filiera dei cereali della pasta Matteo Alessandro Del Nobile dell'Università di Foggia, Dipartimento SAFE. Grazie per l'invito. Io oggi sostanzialmente parlerò brevemente di paste funzionali. Il professor Carruba giustamente ha suddiviso nel suo progetto la parte sulla dieta e la parte degli alimenti funzionali, perché sono 2 concetti molto diversi. Il primo basato sulla cultura, sul passato, sul recupero, sull'alimentazione sana, diciamo. L'altro invece è, se vogliamo, sto andando bene? Sì. La nuova generazione di alimenti nuovi, alimenti pensati per assolvere a un ruolo diverso da quello della semplice nutrizione, ma per assolvere a un ruolo di dare un benessere maggiore, curare, prevenire malattie, eccetera, eccetera. Troppo veloce. Cos'è un alimento funzionale in generale? Come dicevo, è un alimento che non deve solo nutrire, ma deve in qualche modo prevenire e aiutare nel benessere del consumatore. Questo apre un ventaglio enorme di possibilità, per cui ci si trova di fronte all'accesso, al dover gestire un nuovo food, un nuovo alimento, e quindi ci si pone la domanda: come lo progetto? Perché non è qualcosa che ereditiamo dal passato come gli altri, come la dieta. No, la dieta è fatta un paniere di alimenti che in qualche modo ereditiamo. Noi quello che facciamo è selezioniamo e li misuriamo in modo tale da avere un'alimentazione sana. Il functional food è un qualcosa di nuovo, qualcosa che posso progettare, lo progetto con l'intento che mi deve nutrire e mi deve aiutare a prevenire alcune malattie. Quali sono le regole di base, quelle più semplici? Le più semplici sono che deve essere sicuramente un prodotto a largo consumo, deve essere un prodotto consumato ogni giorno e soprattutto deve avere dei benefici dal punto di vista salutistico, ovviamente. Anzi, il principale è l'ultimo, the last but not least. La pasta, nell'ambito dei functional food,
può essere preso in considerazione come una base per poter progettarci su alimenti funzionali? Sì, questo diciamo non lo dico io, sono diverse organizzazioni, la World Health Organization, la Food and Drug Administration l'hanno preso come base ottima, buona, per poterci progettare sopra alimenti funzionali. È un prodotto che si usa giornalmente, altro elemento essenziale, ed è un prodotto forse non proprio worldwide, ma insomma abbastanza diffuso in tutto il mondo, quasi worldwide. The last but not least è al centro della dieta mediterranea, che diciamo è stata studiata, anzi oggi è al centro del progetto del professor Carruba per i suoi aspetti nutrizionali e non ultimo per la praticità d'uso, perché è fondamentale tenere presente che siamo in un contesto di evoluzione del concetto di food al quale non va esclusa l'idea di praticità, cioè non c'è più il tempo nel preparare certi alimenti, per cui bisogna evolvere il food nel renderlo ready to use fondamentalmente, per cui la pasta ha questi connotati. Come posso funzionalizzare la pasta? Ci sono diversi modi di funzionalizzarla. Il modo più semplice, anche il più efficace, come diceva il dottor James, il dottor Tosca, è quello di non estrarre da altri alimenti la sostanza che poi vado ad addizionare alla pasta, bensì perché la sostanza probabilmente se estratta può avere un effetto meno importante che se non sia lasciata nel suo contesto. Mi spiego. Un modo semplice e secondo me più efficace per realizzare una pasta funzionale è quella di aggiungere alla pasta altre materie prime, non estratti. Con che criterio scelgo le altre materie prime? Importante, basta vedere la pasta è ricca di carboidrati, c'è tutta una serie di vantaggi, ma è ricca di carboidrati. Allora che faccio? Inizio a mettere nella pasta funzionale qualcosa che o non c'è nella pasta o ce n'è poco, quindi fibre, minerali, vitamine, proteine, che è vero che ci sono proteine, ma non ci sono proteine in grossa quantità, quindi questa è una lista di possibili materie prime che possono essere addizionali, non so, fibre, leguminose, pseudocereali, anche in alcuni casi fanno un esempio di byproducts, di prodotti di scarto, ricchi in fibre e vitamine. Dal punto di vista tecnologico, il dottor Russo ha iniziato ad accennare qual è il problema principale nel fare questo tipo di pasta funzionale, che è il più semplice e forse il più efficace. Il problema principale, è legato all'aspetto sensoriale, nel senso alla fine uno può rendere la pasta funzionale, la può rendere migliore dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista salutistico, ma se non è buono il consumatore non l'acquista. Noi abbiamo condotto uno studio nel quale abbiamo caricato eccessiva la pasta di fibre fino a un certo punto, e dicendo al consumatore guarda questo ti fa bene alla salute, è buona, ti aiuta eccetera eccetera, fino a un certo punto il consumatore l'accetta. Oltre un certo punto, se la pasta poi alla fine non è buona per diversi aspetti, tra cui la tenuta della cottura, alla fine il consumatore non l'accetta anche se gli fa bene alla salute, per cui è ovvio che bisogna bilanciare questi due aspetti, salutistico, nutraceutico, nutrizionale, come volete chiamare, e l'aspetto sensoriale. Quindi dal punto di vista tecnologico cosa si fa nell'approcciare a paste funzionali è cercare di bilanciare questi due aspetti, nutrizionale, funzionale se volete, e l'aspetto sensoriale. Per darvi un'idea su cosa si può agire dal punto di vista tecnologico, dal punto di vista di processo, per poter migliorare l'aspetto sensoriale di paste funzionali, vi rubo qualche secondo per darvi un'idea di come è fatta la pasta. Vi do una visione che è quella del material science della pasta. Un modo semplice di vederla è immaginatevi una sorta di rete tridimensionale, che è un network macromolecolare all'interno del quale uno ci mette quello che vuole. Alcune caratteristiche sensoriali, tra cui la tenuta alla cottura, sono strettamente legate alla qualità e alla forza del network che riusciamo a creare quando andiamo a formare la pasta. Quindi un modo per migliorare, quando ci mettiamo qualcosa dentro, in genere questo network viene o a indebolirsi o a essere disconnesso. Un modo per migliorare l'aspetto sensoriale è o rinforzarlo
in termini di forza e di connettività. Questi sono alcuni esempi: particle size, structure agent e covalent bond sono modi tecnologici per migliorare l'aspetto sensoriale di paste funzionalizzate. Quello che vedremo adesso è una serie di case study molto veloci, molto simili nell'approccio l'uno dall'altro, nel quale c'è la pasta classica, la funzionalizzata ha dei difetti sensoriali legati ovviamente a questi aspetti. Ho fatto dei case study specifici per esaltare questo tipo di variabili di processo, e come, rinforzando il network con la sua connettività, si riesce a migliorare l'aspetto sensoriale lasciando inalterato quello nutrizionale. Non sono abituato a cantare, quindi vabbè, chiedo scusa io. Il particle size è il primo degli esempi da cui parto per farvi vedere questa serie di case study nel cui paste funzionali vengono migliorate sensorialmente attraverso l'approccio, attraverso la tecnologia. Non sempre, ma in molti casi, quando vado ad addizionare qualcosa alla pasta, è stato dimostrato che se questa è fine, quindi c'è una size distribution più stretta e più bassa, migliora le caratteristiche sensoriali. Adesso vi do un esempio concreto. Questa è una pasta funzionale ottenuta miscelando semola di grano duro integrale con pelle di pomodoro. La pelle di pomodoro è uno scarto dell'industria del pomodoro, dell'industria per fare salsa e quant'altro, quindi è un qualcosa che viene considerato un waste, che può essere riutilizzata per la produzione, per funzionalizzare pasta integrale di grano duro. Quindi vado ad aggiungere fibre e vitamine a un qual prodotto che già di per sé le ha, lo vado a migliorare in quella direzione. Questi sono i vantaggi sensoriali: aggiungo carotenoidi, aggiungo fibre, questo è già un prodotto integrale, quindi è già ricco in fibre, ne vado ad aggiungere ancora altre, sia solubili che insolubili. Questa è una lista di potenziali health benefit. Dico potenziali perché non ci sono studi clinici a queste concentrazioni che l'abbiamo dimostrato, in che entità migliorano poi l'aspetto salutistico. Quali sono, diciamo, i difetti, ovviamente sensoriali. Spendo 2 secondi. Queste 2 tabelle che voi vedete sono 2 punti di vista dello stesso problema, ovvero quello sensoriale. Nella prima io uso come strumento per misurare la qualità sensoriale un gruppo di panelisti addestrati, cioè prendo 10-12 persone, 15, li addestro a riconoscere gli attributi principali della pasta e gli chiedo di valutare questi attributi dando uno score da 0 a 9 o un'altra scala di una serie di campioni. Il caso specifico è il controllo integrale di quello addizionato con queste bucce di pomodoro. L'altro è una misura dell'aspetto sensoriale attraverso caratteristiche strumentali, quindi grandezze fisiche, che sono indirettamente legate alla qualità sensoriale. Io generalmente preferisco lavorare con questa perché mi dà una misura diretta e non ho bisogno di andare a reinterpretare. Le ho riportate entrambe, ma di fatto commenterò solo la prima. In questo caso i difetti sono l'elasticità, cioè la pasta si rompe, e sono la fibrosità. La fibrosità è legata alla, non so se sicuramente pasta integrale, la sabbiosità. Questa è legata alla fibrosità. Vedete che gli score sono entrambi più bassi rispetto al controllo, anche se il controllo ha un minimo di questi difetti, perché la pasta integrale è un po' meno elastica e un po' più fibrosa. Come si può risolverlo? Ovviamente, domanda retorica, attraverso, nel caso specifico noi l'abbiamo risolto attraverso il particle size. Qui sono riportate, questo è il controllo, quello che era peggiore il 15% non migliorato, quindi il funzionale non migliorato, e questi sono 3 esempi nelle quali abbiamo ridotto il particle size, abbiamo messo particelle di buccia grossolane, dimensioni medie e dimensioni piccole. Si vede nettamente un miglioramento di tutte le caratteristiche, ma in particolare della elasticità e della fibrosità.
quindi della sandness, ed è questo un modo per rendere un prodotto da solo funzionale ad anche funzionale e sensorialmente accettabile, quindi da proporre commercialmente. Altro modo di poter migliorare la qualità sensoriale di prodotti di paste funzionali sono agenti strutturanti. Sostanzialmente gli agenti strutturanti sono idrocolloidi di varia natura, possono essere carboidrati, possono essere proteine, vengono da piante, alghe, possono essere prodotti da microrganismi, insomma sono di diversa natura e hanno diversi ruoli. Quello che tutti devono avere, non devono avere sapore, non devono avere odore, che altrimenti anziché migliorare vanno ulteriormente a peggiorare. Apro una piccola parentesi, faccio un salto all'indietro. Gli aspetti che vedremo sono legati a quelle che possono essere chiamate caratteristiche meccaniche della pasta. Ce ne sono altri, tipo odore, sapore, che non vengono migliorate attraverso questi parametri tecnologici, ma ci sono altre tecnologie. Quindi, torniamo indietro. Quindi ovviamente gli idrocolloidi, gli agenti strutturanti non devono peggiorare sapore o odore, per cui devono essere tasteless, eccetera. E sono, tra l'altro, molti di loro sono una sorgente, una fonte di fibre solubili. Altro esempio, questo è semola di grano duro con farina di pisello. Ancora c'è un vantaggio in termini salutistico, miglioro la concentrazione di proteine, miglioro le fibre, miglioro leggermente questa è una sorta di indice glicemico in vitro, quindi miglioro un minimo anche questo aspetto. Ovviamente i difetti sono sempre gli stessi. Queste sono le potential health benefits, sono diverse, sempre potenza per il motivo di cui non abbiamo fatto test clinici, quindi sono a livello ipotetico. I problemi sono sempre legati all'aspetto sensoriale, anche in questo caso l'elasticità, in genere quando si aggiunge qualcosa e si va a peggiorare la qualità del reticolo, in questo caso proteico, non è sempre proteico, ma nel caso del frumento duro è proteico, quello che succede, l'elasticità in genere è quella che ci risente prima, poi a seconda del particle size, del cosa si aggiunge, ci può stare la fibrosità, in questo caso non ci sono grossi problemi sull'adesività, sull'adhesiveness e sul bulkiness, però ci potrebbero anche essere. Anche in questo caso come si risolve? Noi abbiamo usato la guar gum, un agente strutturante, che come potete vedere ha migliorato sostanzialmente non tutti gli aspetti, l'elasticità è rimasta, è migliorata ma non in maniera statisticamente significativa, ha migliorato in maniera consistente l'aspetto della fibrosità. Questo è un altro esempio in cui si utilizzano idrocolloidi, nel quale approcciamo un prodotto gluten free. Prodotto gluten free, questo a base di mais. In questo caso, nel caso del prodotti gluten free base mais o riso, il network glutinico viene sostituito con un network di amido. Questo da un lato migliora l'aspetto sensoriale, dall'altro peggiora notevolmente, non poco, la parte dell'indice glicemico. Per cui quello che si fa, soprattutto per i prodotti gluten free, la semola già è abbastanza buona sotto quel punto di vista, si cerca di mettere qualcosa che abbassi anche l'indice glicemico, quindi fibre, nel caso aumento le proteine, le fibre, ma soprattutto abbasso l'indice glicemico, perché i pazienti celiaci vanno incontro a problemi legati a un eccesso di carboidrati disponibili elevato. Potential health benefits, ancora, problemi anche in questo caso sempre gli stessi, elasticità. C'è da dire un'altra cosa, i valori che leggete, allora riapro una piccolissima parentesi. Qual è la differenza tra questo e questo? Misura diretta della qualità sensoriale, misura indiretta da interpretare. Questa è stabile, non è uno strumento che misura, queste sono persone, i valori che leggete non li prendete in termini assoluti, ma in termini relativi. Quindi i panelisti in genere si lasciano influenzare da quello che stanno assaggiando, quindi non vedete i valori che leggete non sono in termini assoluti, è capace qui leggete un 7 per il controllo base mais,
ma se avessi fatto assaggiare semola e base mais, questo pigliava un 6 e la semola pigliava 7, quindi prendetelo come valori relativi. Stessi problemi, elasticità, fibrosità, il network amidaceo è un po' più fragile, abbastanza più fragile rispetto a quello glutinico, quindi dà un po' più di problemi. Come si può risolvere? In questo caso abbiamo provato 3 diversi tipi di agenti strutturanti idrocolloidi. Quello che ha funzionato meglio è la pectina nel caso specifico e come vedete migliora riportando i valori del funzionale simili a quelli del controllo, che è un buon risultato, perché alla fine il consumatore non si accorge di mangiare, in termini sensoriali, di stare mangiando una pasta funzionalizzata. Terzo e ultimo, con questo abbiamo chiuso, l'altra variabile tecnologica sono i crosslink intermolecolari. Questi aiutano a migliorare la forza del network, la forza del network, ed è una tecnologia che si utilizza già nella pasta normale. Gli attuali processi di essiccamento, quello che non fanno altro che formare ponti zolfo intermolecolari, alzando la temperatura del ciclo di essiccamento. Questo è un esempio banale, abbiamo fatto a fini didattici, nel quale abbiamo semole di grano duro essiccate a cicli di essiccamento fatte a temperatura via via più alte, 50, 75 e 90. Vedete come tutti gli attributi sensoriali, quelli legati alla proprietà meccaniche, migliorano via via che la temperatura di essiccamento si innalza. Ma questo diciamo, è un well-known knowledge. Veniamo all'esempio specifico. Questo è un esempio di integrale ricostruito, cioè non è un integrale naturale, ovvero macino a pietra e ottengo l'integrale naturale. No, io macino in maniera classica, separo le varie frazioni, poi li vado a ricomporre. Qual è il vantaggio? Ho più flessibilità nelle variabili di processo, mentre nella macinatura a pietra io sono costretto ad accontentarmi di quelle che sono le dimensioni delle particelle di crusca. Quando invece vado a separare, poi la crusca la posso ulteriormente riprocessare o trattare e la posso ricombinare nelle percentuali che io desidero. Quindi posso sovraccaricare il prodotto di crusca arrivando anche al 25%, in un integrale la crusca è intorno al 5%, quindi posso ulteriormente funzionalizzarlo. Ovviamente aumento un po' le proteine, che sono un po' più distribuite verso l'esterno del chicco, ovviamente le fibre. Questo mi dà ovviamente una serie di health benefits. Ovviamente quali sono i problemi? Sono gli stessi, legati alle caratteristiche meccaniche, non che siano sempre questi. Ovviamente io ho selezionato quelle classi di problemi che posso risolvere con queste variabili di processo. L'elasticità, la fibrosità, la bulkiness e la collosità. Come li risolvo in questo caso? Agendo sull'aumento della densità dei ponti zolfo-zolfo intermolecolari, quindi aumentando la concentrazione di crosslink. E vedete che aumentando la concentrazione di crosslink migliorano un po' tutte, in maniera particolare la bulkiness, questa in italiano l'ammassamento e la collosità, che porta a un prodotto funzionale molto vicino a un prodotto non funzionale dal punto di vista sensoriale. Ed era l'ultima slide, è stato perfettamente in tempo. Allora, le conclusioni sono: ci sono le tecnologie per produrre alimenti funzionali che abbiano caratteristiche sensoriali più che accettabili. Qual è lo step successivo? Lo step successivo consiste nel avvicinarsi agli studi medici o attingere dagli studi medici per poter progettare in maniera corretta quello che è un alimento funzionale o, nel caso specifico, una pasta funzionale. Finito. Grazie, ora passiamo, ci sono in programma gli ultimi 2 interventi e passiamo agli interventi dei rappresentanti dell'industria. Il dottore Salvatore Torrisi.
dell'AT di Catania. Prego. Quale c'è questo qui? No, Attino, questo qui. Ecco qui, questo qui. Le attività di ricerca, marketing, sport, eccetera, eccetera. Sì. Questo qui, marketing, sport, questo qui, sì. Allora. Vediamo. Ah, sì. Scusa, ne passo davanti un attimo. Per andare avanti con le diapositive, con questo va avanti, con questo va avanti. Allora, qui vediamo brevemente adesso la traduzione nel settore industriale di quello che abbiamo sentito a livello scientifico, cioè la realizzazione di macchine che possono valorizzare i prodotti naturali, in particolare gli agrumi, le arance e riguardante il progetto di Mesa anche il grano, con la produzione di macchine che preparano la pasta in un minuto con un sistema tecnologico abbastanza evoluto. Qui vediamo che questa storia inizia con la produzione di macchine per la preparazione della spremuta d'arancia fresca circa 22 anni fa. Furono realizzati dei brevetti per le prime macchine che, tra l'altro, qui c'è il professore Trusco, abbiamo sviluppato con la Sunkist in California, perché io ho avuto un rapporto abbastanza estensivo e i primi brevetti di queste macchine furono proprio registrati negli Stati Uniti d'America. Qui vediamo la prima generazione di macchine del 1991 che furono presentate tra l'altro al Tour de France nel 1991. È stato un evento importante perché per la prima volta una macchina produceva un succo d'arancia preparato all'istante, preparato senza alcun processo di pastorizzazione che ne demolisce la vitamina C per l'effetto del calore e dell'esposizione all'aria. Qui vediamo appunto la prima generazione di macchine e diciamo il confronto ai tempi con la Coca-Cola, la quale non gradì moltissimo questo intervento di questi prodotti, di un prodotto naturale fatto con le arance allo stato fresco, quindi esprimendo la massima valorizzazione sotto il profilo diciamo nutrizionale delle arance. Beh, qui vediamo sempre questa situazione. Il trend salutistico però negli anni 90 ha cominciato ad avere uno sviluppo diciamo di una certa entità e il mercato dei succhi nel 2015 ha raggiunto un valore di 9 miliardi di euro. Abbiamo cercato noi altri in queste macchine che produciamo per il mercato mondiale di evidenziare anche nelle stesse macchine la ricerca scientifica effettuata sugli effetti benefici del succo d'arancia allo stato fresco. E questi sono alcuni degli studi più recenti riportati che noi in particolare che si riferiscono anche all'arancia rossa per gli effetti antiossidanti degli antociani contenuti nelle arancia rossa. Queste sono altre recenti pubblicazioni per gli effetti diciamo benefici sul sistema cardiovascolare e sulla diciamo l'efficacia che provata anche antitumorale per gli effetti antiossidanti, in particolare dei bioflavonoidi e degli antociani. Queste sono altre recenti ricerche sempre sugli effetti dell'arancia rossa
delle arance rosse che vengono prodotte in particolare in Sicilia. Queste macchine sono state coperte da una serie di brevetti internazionali e certificazione, per cui vengono vendute in tutto il mondo, e purtroppo devo dire che il paese che finora ha risposto meno sono proprio gli Stati Uniti, perché sono così molto abituati al consumo di prodotti industriali e di succhi pastorizzati. Qui vediamo una delle più importanti catene in Italia che utilizza la spremuta d'arancia fresca, proprio l'Autogrill, dove noi abbiamo circa 700 macchine che producono 20 milioni di spremute all'anno, quindi con un consumo di 1000 vagoni. Qui vediamo adesso anche McDonald's, la quale, diciamo, nei tempi più recenti si è convertita all'uso per la prima volta in Europa della spremuta fresca. Questi sono i McCaffè, dove sono stati introdotti da alcuni anni proprio le macchine, le nostre macchine che sono qui per la preparazione della spremuta d'arancia istantanea. Quindi c'è un trend salutista che comincia a interessare anche le grandi aziende come McDonald's e come Burger King. Adesso qui vediamo delle iniziative che abbiamo fatto con queste macchine di nuova generazione nelle scuole. Ecco, bisogna prendere atto che le scuole, se si fanno delle iniziative promozionali, rispondono abbastanza bene, i consumi sono in grande aumento, in particolare nelle scuole superiori e nelle università. Vorrei far rilevare, proprio a proposito delle università, qui vediamo una promozione che abbiamo fatto nelle scuole di Roma e Milano, e qui le macchine sono adibite per la preparazione della spremuta istantanea sia con le tessere sia con le monete. Questa è una promozione nelle scuole di Milano fatta 2 anni fa. Qui vediamo la presenza adesso a livello mondiale, diciamo una carrellata di alcuni punti vendita dove si avverte la maggiore sensibilità al consumo del prodotto fresco. Qui siamo in Spagna, all'aeroporto di Madrid, grande produttore di arance. Ecco, qui vediamo sempre in Francia, a Valencia, in Spagna, a Valencia, in Belgio nei supermercati. Ecco, vorrei far rilevare che nei supermercati è cominciato un trend nuovo di consumo proprio negli anni recenti della spremuta d'arancia. Questa macchina prepara la spremuta all'istante, riempie la bottiglia, la signora la porta via. Proprio recentemente noi abbiamo avuto rilasciato un brevetto europeo per una macchina particolare che salda la confezione da mezzo litro e che per primi la grande distribuzione francese si è interessata, e stiamo introducendo le prime 100 macchine presso una grande catena francese. Qui vediamo ancora la presenza di queste macchine in una grande azienda, l'aerospaziale, produttore delle macchine dell'Airbus a Nizza. Qui vediamo anche la presenza della macchina alla Croisette al Festival di Cannes, dove si registrano dei consumi veramente straordinari di spremuta d'arancia fresca. Nell'ambito del progetto di Mesa, qui siamo in Bulgaria nelle scuole, in Germania sempre nei supermercati, in Lituania, paesi del nord Europa, sembrano i più sensibili al consumo del prodotto fresco. E qui siamo alla Università di Amsterdam. Vorrei far rilevare che l'Olanda è il più grande consumatore europeo di succo d'arancia fresco. In Polonia, nella rete della IKEA, in Slovenia, in Regno Unito, in Inghilterra c'è una grande rete di questa tipologia di macchine che abbiamo introdotto recentemente con notevole successo. E qui vediamo anche la presenza di queste macchine in Finlandia. A questo proposito, proprio nell'ambito del progetto di Mesa, qui per motivi brevettuali non si vede, ma abbiamo sviluppato una macchina nuova che produce
succo d'arancia fresco e succo di mela fresco, cioè contemporaneamente, perché la produzione del succo di mela è di grande interesse nei paesi del nord Europa e nei paesi dell'est. Beh, anche in Russia, qui vedete una certa presenza all'aeroporto Domodedovo in Russia, a Mosca, e qui vediamo anche negli Stati Uniti Seattle. Seattle è la città, può interessare il professore, dove abbiamo la maggiore presenza di distributori automatici di spremuta d'arancia. Ci sono circa 50 distributori, ma proprio sopra Seattle abbiamo a Vancouver, c'è in corso una grande promozione per le spremute d'arancia fresco presso l'Università di Vancouver. Sembra che proprio il Canada presenti la maggiore sensibilità alla introduzione e a questo nuovo trend del prodotto fresco. Qui siamo a New York, negli Stati Uniti, proprio nel centro, a Manhattan, in Brasile, che è uno dei grandi produttori e sensibile produttore di arance, e qui vediamo ancora il Brasile. L'Arabia Saudita ha iniziato di recente anche, dato che non c'è il consumo di alcol, il consumo delle spremute fresche. Ancora in Arabia, Thailandia. Qui siamo in un supermercato. Questo è il modello di macchina che salda una confezione da mezzo litro e che praticamente valorizza al massimo, perché la spremuta viene fatta all'istante davanti al consumatore. E questo modello di macchine, di cui abbiamo, dicevo, il brevetto europeo, sta avendo una notevole diffusione non solo in Europa ma anche in Cina. La Cina è il paese con la maggiore sensibilità al consumo di prodotto fresco, tant'è che abbiamo circa 800 distributori automatici installati nei passati 2 anni nelle più grandi città cinesi. Qui siamo ancora in Thailandia, vedete un primo piano di queste macchine e l'effetto della frutta. Interessante vedere nelle Petronas Tower in Malesia. Qui siamo in Cina. Come vedete, in Cina si registrano i maggiori consumi, quindi il rapido ammortamento di queste macchine. Nei centri commerciali in Cina riescono a fare fino a 80-100 spremute al giorno durante i weekend, quindi con medie molto alte. Sono le medie più alte del mondo, il più grande consumatore di prodotto fresco. Allora è interessante rilevare che in Cina il consumo delle bevande gassate, della Coca-Cola, malgrado la promozione, si è ridotto dal 35% del 2007 al 21% del 2013-14, mentre i succhi d'arancia, i succhi di frutta sono cresciuti dal 5 al 21%. Quindi noi abbiamo un programma importante in Cina dove, a parte i brevetti che i cinesi copiano un po' tutto, ma noi siamo la seconda azienda in Cina, in particolare con questa macchina nuova che abbiamo sviluppato nel progetto di Mesa per la produzione delle spremute d'arancia e del succo di mela fresco preparato all'istante. Sui benefici salutistici dell'acido malico, della mela o dell'arancia, credo che ampiamente qui ne avete fatto menzione, ma ci sono delle ricerche estremamente avanzate nel mondo che dimostrano l'importanza per il consumo dei prodotti allo stato fresco. Qui siamo in Australia ancora. Queste macchine, volevo far rilevare, per poterle controllare c'è un efficace sistema di telemetria che con dei server centralizzati vengono controllati in tutto il mondo, quindi sappiamo i consumi, conosciamo anche gli eventuali difetti, la manutenzione eccetera. È un sistema molto sofisticato che abbiamo sviluppato anche per i sistemi automatici.
e quei fattori che rallentano naturalmente lo sviluppo del prodotto fresco, la presenza delle multinazionali, i prodotti industriali trasformati, e quindi i consumatori debbono venire educati al consumo del prodotto fresco, di cui ampiamente abbiamo sentito i benefici in tutti i sensi. La nostra missione è proprio quella aziendale di valorizzare tutte le produzioni naturali, arance, mele, pere, carote, uva eccetera, con la produzione di queste macchine tecnologiche abbastanza avanzate che consentono di portare al consumatore il prodotto naturale allo stato fresco appena preparato, e quindi in linea con quella che è oggi la ricerca mondiale, e che invece va un po' contro tendenza da parte delle multinazionali, che lentamente si stanno cominciando a sensibilizzare per valorizzare i prodotti allo stato fresco. Grazie. Grazie molto per l'interessante intervento, e ora chiamiamo l'ultimo relatore, Manfredi Barbera, della Manfredi Barbera e Figli SPA con sede a Palermo, e in questo caso il prodotto che sarà oggetto di presentazione è l'olio extravergine di oliva. Grazie Tiziano, grazie al professore Carruba e grazie a tutti voi che avete ancora la pazienza di stare ad ascoltare. E io devo dire che dopo aver ascoltato tutti vorrei un po' cambiare il tema del mio intervento, perché insomma è stato detto di tutto, di più, e continuare a incidere insomma sulla vostra pazienza penso che sia quasi abusarne. Fondamentalmente tornerei al primo intervento, no? Alla centralità del cibo e come il cibo può diventare un grandissimo alleato per il nostro benessere. Credo che oltre ai fattori nutraceutici e nutrizionali, e quindi oltre a fare diventare il cibo un alleato salutistico, quindi l'atto del mangiare inteso come atto di curarsi e soprattutto di prevenire, no? le malattie, e credo che il cibo abbia anche un'altra centralità, e che sia quella legata all'ambiente. E guarda caso con l'ambiente torniamo sempre allo stesso discorso, no? Al nostro benessere, a quanto la qualità della nostra vita sia da rimandare ad altri fattori che sono davanti a noi, ma spesso forse sono così vicini che facciamo difficoltà a vederli. Per esempio la Sicilia, poi nella fattispecie la Sicilia, che è uno scrigno di biodiversità, veramente potrebbe vivere di questa centralità, però questa centralità ha bisogno di una grande attenzione, che è l'attenzione della rete. Quindi questo concetto deve essere condiviso da chi fa ricerca, da chi produce, ma anche da chi ci governa. Ora non so se c'è qualcuno ancora qui delle attività produttive, no. Proprio quello è il problema più grande, perché sì, perché proprio là diciamo, se non c'è un accordo, se non c'è un'alleanza, una nuova alleanza tra quelli che sono questi i soggetti, cioè i soggetti che determinano poi le ricadute sulla qualità della nostra vita, devo dire che anche in questa occasione ho fatto una riflessione un po', anche se vogliamo, un po' pessimista. Abbiamo parlato di Ansel Keys. Un americano ci ha insegnato che noi eravamo forse tra i migliori al mondo ad interpretare il wellness, ad interpretare come il cibo era un grande alleato. Ma scusate, Ansel Keys, noi parliamo di 50 anni fa, se non sbaglio, no? Più di 50 anni fa. Ma non vi sembra che siamo un po' in ritardo
nelle azioni concrete, perché lo sappiamo da 60 anni tutte queste cose. Quindi non vi sembra che ci sia qualcosa che non va? Tra qualche produttore illuminato, e io voglio arrogarmi anche il diritto a esserlo, perché lo determina la mia storia, la storia della mia famiglia. Noi facciamo qualità da 120 anni. Siamo l'ultimo marchio storico italiano dell'olio di oliva che è ancora nelle mani della famiglia che l'ha fondato. Abbiamo parlato dei pastifici, che in Sicilia prima erano 13, le dico di più, prima erano più di 20. E anche le aziende olearie erano molte di più. Quindi c'è qualcosa che non va. Non possiamo più rimandare il fatto che tra ricerca e produzione manca qualcos'altro. E guarda caso manca quello che poi determinerebbe le ricadute sulla società, sul vivere delle persone e sul fatto che poi spendiamo un sacco di soldi nel curare le persone, che spendiamo un sacco di soldi a far ammalare. Quindi io avrei finito, mi sembra riduttivo parlare della biancolilla o della carolea o di quanto un'oliva siciliana sia meglio delle altre, o più che meglio, devo dire, sia diversa. Tornando al mio intervento originale, mi piace magari lasciarvi solamente questa piccola riflessione. Io dico che gli oli, no, come per i vini, abbiamo i vini maschili e i vini femminili, no? I vini maschili sono i vini tannici, i vini rossi, no? Il nero d'Avola, no? Quei vini che hanno un contenuto di tannini così elevati, e i vini bianchi invece sono un po' i vini femminili, perché sono più fragranti, più accoglienti, più profumati, più floreali. Anche negli oli abbiamo questa caratterizzazione che può dividere gli oli in due grandi famiglie, gli oli fruttati e gli oli mandorlati, quindi gli oli molto carichi di determinate caratteristiche, che so, la coratina pugliese per esempio, no? Oppure gli oli, quindi oli maschili, e poi abbiamo gli oli femminili, che sono gli oli magari che si fanno nel nord Italia, dall'oliva taggiasca ligure, dalla casaliva del lago di Garda, che sono oli più femminili perché sono oli molto delicati, molto, molto soavi. E poi ci sono gli oli siciliani, che non so come definire, non sono né maschili né femminili. Allora, onde evitare di fare un torto all'uno e all'altro, dico che sono gli oli degli angeli, perché racchiudono la grandezza dei profumi e quindi l'intensità dei profumi, e quindi nei profumi sono maschili, ma in bocca sono soavi e dolci, quindi in bocca sono femminili. Diciamo, sono gli oli degli angeli. Grazie a tutti e speriamo che qualcuno ci dà una mano. Dimenticavo un'ultima cosa. Siete tutti invitati, per chi avesse tempo, perché oggi alle 18 io presento questo libro che parla di Mediterraneo, di Sicilia, di olio, della mia famiglia e della mia azienda. E la presentazione del libro avrà corso in Corso San Gottardo al numero 21/9 e inizierà dalle 18 in poi. Poi ci sarà un aperitivo e così. Grazie. Chiudo in maniera proprio ultra rapida, però prendo spunto da quello che diceva Manfredi, perché non c'è dubbio che ci sono delle assenze allarmanti, no? da colmare, però io sono dell'avviso che la risposta sta in noi stessi, cioè se noi cominciamo a fare quella famosa rete di cui tanto parliamo, ma che
così poco, no, pratichiamo. Di Mesa da questo punto di vista ha cercato di sviluppare questo tipo di intese che vanno oltre il progetto finirà, ma già ci sono tante cose che possono andare insieme, tanti aspetti della ricerca che accoppiata allo sviluppo possono veramente dare le risposte concrete. Io veramente lancio anche un appello a tutti noi, cerchiamo veramente di fare sistema, di metterci insieme, di lavorare insieme, di continuare a farlo sempre di più, perché quando saremo veramente quella massa critica di cui tanto si parla, probabilmente la sponda politica non sarà più come dire, assente come è stata finora, ma magari sarà più incline a ascoltare la nostra voce, visto che la massa sarà ancora più grossa e quindi più pesante e più difficilmente, come dire, ignorabile. Ecco. Quindi io ringrazio tutti, abbiamo fatto molto tardi, però adesso c'è qualche possiamo andare al biocluster, mi dicevano, per prendere qualcosa da mangiare, quindi vi ringrazio ancora e alla prossima.